Chiediamo ai gentili ospiti di prendere posto perché iniziamo tra pochi secondi. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi durante questa importante iniziativa
la cui motrice ha origini in Venezia, capitale mondiale per la sostenibilità. La Fondazione ha una importante ambizione, che è quella, partendo dai grandi risultati del MOSE, di continuare a contribuire a progetti e progettualità che possano rilanciare e ripopolare Venezia in un'ottica di sostenibilità che possa essere un modello a livello mondiale. Il tema che oggi tratteremo, suddiviso in 2 panel, riguarderà 2 argomenti essenziali in questo senso. Il primo, il mondo delle infrastrutture e delle loro integrazioni e il ruolo della tecnologia in tutto questo, e il secondo, mondo delle infrastrutture dedicato invece alle tematiche più energetiche. Ringraziamo gli ospiti oggi qui presenti e ringraziamo la Marina Militare e Velaspa per l'ospitalità. Abbiamo il piacere di condividere una prima parte in cui le istituzioni forniranno i loro spunti di riflessione per dare avvio a questa interessante giornata, e mi accingo quindi a presentare e a chiamare sul palco l'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, il professore Renato Brunetta, il sindaco Luigi Brugnaro, il presidente Enrico Carraro e la dottoressa Maria Raffaella Caprioglio. L'ammiraglio di divisione Andrea Petroni, che ci onora qui della sua presenza e delle sue iniziali riflessioni. Grazie. Volgo il mio saluto di ringraziamento per questo invito a lei, Presidente Brunetta, al nostro Sindaco Brugnaro, al magnifico Rettore dello IUA, Professor Albrecht, al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Dottor Di Blasio. Un saluto alle società civili, militari, ai gentili ospiti ed a coloro che sono collegati in remoto. Sono onorato di essere oggi qua per un indirizzo di saluto in occasione dell'apertura dei lavori di questa importantissima conferenza dedicata allo sviluppo sostenibile e integrato del territorio veneziano. È un privilegio accogliere questo importante evento in questo luogo all'interno dell'antico arsenale di Venezia dal richiamo fortemente evocativo. Un luogo simbolo della potenza, della ricchezza e della fortuna di Venezia. Un luogo in cui un tempo si impostavano gli scavi delle navi della Serenissima ed in cui ancora oggi si respira la storia di questa meravigliosa città, una storia di operosità e di ingegno. Come ebbe a dire già lo scorso anno in un'occasione analoga, non è un caso che una delle più importanti opere di ingegneria dei tempi recenti, il MOSE, sia stata realizzata proprio qua a Venezia. Venezia, infatti, è sempre stato un mirabile esempio di equilibrio tra la dimensione naturale e quella antropica dello spazio. Sì, da quando i suoi primi abitanti della Laguna Veneta si insediarono nella zona di Riva Alta e nei dintorni, essi seppero coniugare in una perfetta sintesi l'ambiente circostante con le esigenze di una comunità umana. Quando Venezia crebbe in dimensione e potenza, essa agì nello spazio in una costante ricerca di equilibrio tra la necessità di una città in espansione e quelle di un ambiente, come quello lagunare, tanto difficile quanto delicato. E l'Arsenale fu naturalmente un tassello fondamentale di questo sviluppo. Non tutti sanno, ma l'ho ricordato anche ieri il nostro sindaco, che con le sue mura merlate l'Arsenale di Venezia può essere considerato il primo vero complesso industriale del mondo. Qui navi imponenti venivano costruite in serie, una vera e propria catena di montaggio anti-litteram, che ha permesso a Venezia di dominare le rotte marittime e di affermarsi come potenza economica e militare. La storia dell'Arsenale è quindi una testimonianza della capacità di Venezia di adattarsi, nonostante tutto, e prosperare attraverso i secoli, mantenendo un legame con il suo glorioso passato marittimo mentre si proietta verso il futuro. È un esempio tangibile di come la tradizione possa incontrare l'innovazione e come la resilienza possa essere intrecciata nel tessuto stesso di una città
che da sempre ha saputo ideare soluzioni innovative e geniali per essere un tutt'uno col mare. Ogni giorno, per noi che vi lavoriamo, transitare attraverso l'Arsenale diventa un confronto con secoli di problemi brillantemente risolti, affrontati sempre guardando oltre l'orizzonte con perseveranza, spirito di squadra e senso pratico. E questo assume ancor più valore guardando alla funzione dell'Istituto di Studi Militari e Marittimi che ho l'onore di comandare, polo culturale della Marina Militare e per l'alta formazione dei nostri ufficiali che qua ha sede. È bello per questo pensare che laddove un tempo si fabbricavano navi e cannoni, oggi si forge il pensiero strategico marittimo. Ed è altrettanto significativo e dall'alto valore simbolico che proprio qua si tengono convegni come questo, che hanno il focus sullo sviluppo tecnologico e l'innovazione, quali driver per progetti in grado di rendere il futuro di questa meravigliosa città più sostenibile, circolare e rispettosa dell'ambiente, ispirandosi alla storia che ci circonda. Nel corso dei millenni abbiamo imparato ad adattare l'ambiente alle nostre esigenze, in alcuni casi forzando anche la mano, ma abbiamo altresì imparato che non si possono eludere le necessità di trovare un equilibrio tra i nostri bisogni e la natura. Un equilibrio che avevano perfettamente compreso gli antichi veneziani e che è iscritto nel genoma dei veneziani di oggi, abituati come sono a vivere in uno spazio tanto complesso quanto fragile. Ecco dunque, dobbiamo tornare all'antica sapienza, a quell'antico rispetto e a quell'antica consapevolezza nel rapportarci al mondo che ci circonda. Per questo vi invito, a margine di questa conferenza, e qualora non l'abbiate già fatto, a soffermarvi ad ammirare gli spazi di questo arsenale. Facendolo, potrete percepire tutti intorno a voi lo spirito e la tradizione di questa città, la sua anima più profonda. Tra queste antiche mura merlate percepirete con immediatezza quella perfetta armonia tra mare e terra, tra ambiente e comunità umana che hanno permesso di popolare, far crescere e rendere grande ed eterna questa città. È una grande lezione quella che ci è stata tramandata e che voglio condividere con voi in questa occasione, perché penso che la Marina Militare e la città di Venezia siano entrambe cresciute nutrendosi di questo spirito. Lo si vede oggi nelle nuove costruzioni navali della nostra cantieristica, un'eccellenza straordinaria nel mondo. Lo si vede in imprese come il Mose, appunto, tenace e fedele che ogni giorno ci protegge dai problemi delle maree. E sono sicuro trasparirà da tanti progetti che verranno presentati quest'oggi. Il futuro ha bisogno di continuare a innovare, come prima di noi hanno fatto gli arsenalotti. E ciò richiede sostenibilità, sicurezza, rispetto per l'ambiente e per coloro che lo abitano. Grazie a manifestazioni come questa, non solo Venezia si conferma la più antica città del futuro, citando le parole di un illustro veneziano qua presente, ma anche un esempio di mirabile equilibrio tra l'uomo e l'ambiente. Grazie. Il professor Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, per le sue importanti riflessioni. Grazie. Intanto fatemi dire una cosa. Quando si entra in questi luoghi, in questi volumi, in queste atmosfere, almeno a me viene subito un pensiero, che il contenitore è sempre meglio dei contenuti. E lo dico con un po' di autoironia rispetto a quello che stiamo facendo oggi. Ma la bellezza, la forza, l'intelligenza, il futuro che è dentro queste strutture, che hanno centinaia di anni, ci intimorisce da un lato e ci sprona dall'altro a fare di più, a essere più capaci di sognare. E il sogno è una delle chiavi di questa giornata, tanto della mattinata quanto della mostra che andremo a visitare poi alla fine. Il sogno, quello che potrebbe essere Venezia, quello che potrà essere Venezia, se ovviamente prenderemo le decisioni giuste. E siamo qui per prenderle tutte insieme. Allora, autorità, ospiti,
Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone e le organizzazioni che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata. Un ringraziamento speciale va alla Marina Militare, al Comune di Venezia e a Vela per averci concesso ospitalità nel contesto impareggiabile dell'Arsenale di Venezia. Arsenale che ospita anche il Salone della Nautica, altra straordinaria innovazione, portatrice di futuro. La loro collaborazione è stata fondamentale per la realizzazione di questo evento. In questo stesso luogo, un anno fa, abbiamo inaugurato, un po' pomposamente, un po' retoricamente, la Biennale della Sostenibilità, in accordo con la Biennale, storico istituzione veneziana del secolo scorso, conosciuta e famosa in tutto il mondo. Noi ci siamo, come dire, agganciati alla nostra Biennale per rappresentare la Biennale della Sostenibilità, per dire che Venezia al mondo è, se volete, il maggior simbolo esistente comunitario di sostenibilità, non un progetto, ma una realtà di sostenibilità. La Biennale della Sostenibilità, dunque, che è risultato un avvenimento importante per Venezia, non tanto perché è stata proposta ed organizzata dalla Fondazione, che io ho l'onore di presiedere, ma perché è riuscita a portare una corretta attenzione su un successo tanto evidente quanto misconosciuto per colpa nostra, che è quello del Mose, opera dell'ingegno veneziano, padovano, italiano, a protezione, a salvaguardia del bene immenso rappresentato da Venezia. Colpa nostra, che non abbiamo valorizzato questa opera straordinaria del Mose. Nel confronto con il mondo, come è giusto che una biennale faccia, abbiamo riconosciuto un punto di svolta importante in una storia millenaria. Con un po' di enfasi abbiamo dato agli anni di oggi, agli anni che viviamo e che abbiamo di fronte, il nome di Era del Mose. Perché vedete, se fino a ieri, o l'altro ieri, Venezia era una città senza futuro, devastata periodicamente in parte dal turismo di massa, ma soprattutto dalle maree sempre più frequenti in ragione dell'innalzamento del medio mare. E quindi era una città bellissima, meravigliosa, ma senza futuro. Con il Mose, Venezia è forse, lo dico con un po' di enfasi, ma ci vuole, la città al mondo in questo momento più capace di difendersi dall'innalzamento del medio mare. Vedete, il 70% della popolazione mondiale abita sulle coste. Il 70% della popolazione mondiale è a rischio nei prossimi decenni del fenomeno ineluttabile, ineludibile ad oggi dell'innalzamento del medio mare. 70% della popolazione mondiale dovrà in qualche maniera ritirarsi verso gli entroterra. Pensate a tutti i porti, a tutte le baie, a tutte le isole, a tutte le straordinarie costruzioni della nostra civiltà. I porti sono civiltà, vero ammiraglio? I porti sono economia, i porti sono relazioni, i porti sono cultura. Le coste sono relazioni, cultura, civiltà. Ecco, tutto questo si dovrà trasferire verso l'entroterra per l'innalzamento del medio mare. Bene, Venezia, dentro questa distopica previsione, in questo momento, grazie al Mose, è la città più salvaguardata, la città più sicura. Non per sempre, ovviamente, anche Venezia ha una sua, anche il Mose ha una sua data di scadenza, 80, 100, 70 anni. Ma possiamo dire, grazie alle risorse italiane, grazie alle risorse intellettuali, ingegneristiche, progettuali di questo paese, di questa regione, di questa nostra città, dell'Università di Padova, Venezia, in questo momento, è la città più resiliente a questi fenomeni, è la città più al sicuro.
un bel paradosso. Ieri era il mondo che doveva preoccuparsi di Venezia, che doveva salvare Venezia e che era tanto preoccupato per Venezia. Oggi forse dobbiamo averne tutti la consapevolezza. È Venezia che può raccontare qualcosa al mondo di come sia riuscita a salvare se stessa e forse a dare delle indicazioni per salvare il mondo. Mi rendo conto, sono un po' retorico, ma dopo tanti anni di masochismo culturale, politico, intellettuale, etico, devono avere anche il coraggio di riconoscere quello che di buono questo paese ha fatto, quello che di buono questa città ha fatto, quello che di buono queste classi dirigenti hanno fatto. Io mi ricordo giovinetto a lavorare alla prima legge speciale per Venezia, più di 50 anni fa. Ecco, questo dunque è la chiave. Venezia, l'esempio di Venezia, con tutti gli understatement, con tutte le virgolette del caso, che può dare segnali, dare speranza al mondo. Si è chiuso infatti definitivamente, grazie al Mose, il periodo triste e difficile della città, troppo frequentemente sommersa e bloccata, in balia delle stesse acque che ne avevano determinato la fortuna e la gloria. Consentitemi, waterproof è anche uno dei claim, degli slogan di questo evento. Vero, salvaguardia, Venezia che si difende. Ma la chiave storica non è proof, è will. Venezia ha sempre amato il mare, ha sempre amato l'acqua, è sempre vissuta con l'acqua. I nostri padri hanno fatto dell'acqua la loro ricchezza e mai hanno scelto di difendersi dall'acqua bloccando l'acqua, ma semplicemente usando intelligentemente l'acqua. I nostri padri, che erano commercianti, che erano imprenditori del commercio navale, avevano questo come obiettivo: il mare, l'acqua, i porti, l'impero, i commerci. Marco Polo, che andava a piedi, certo, ma andava per il mondo. Quindi Venezia può tornare ad essere la regina del mare, avendo stretto con esso un patto. In questo caso regolando le maree anche in un contesto distopico di innalzamento globale del medio mare. Questo è. E su questo stiamo lavorando per collocare a Venezia, lo dico in anteprima, un luogo di riflessione a livello mondiale sul che fare, non a Venezia, ma che fare nel mondo, partendo anche dall'esperienza veneziana, contro o per gestire l'innalzamento del medio mare. Follia, quasi. Follia, quasi. L'infrastruttura Mose rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo, torniamo ai nostri giorni, ma l'infrastruttura Mose rappresenta anche un fattore chiave per lo sviluppo dell'area metropolitana di Venezia. Lo dico al sindaco, che lo sa benissimo perché è anche presidente della città metropolitana, cioè dell'intero sistema, dell'intera provincia, dice la dizione amministrativa, il sistema Venezia, che è ben più che Venezia ovviamente, e il Mose non funziona solo per la città, per il centro storico, per la difesa della città insulare, ma diventa un fattore centrale per l'intero sistema metropolitano veneziano. La rinnovata sicurezza acquisita per un'area costiera così strategica può e deve attrarre nuovi investimenti sul sistema veneziano per avviare opere di rinnovo infrastrutturale, rispondendo così alle esigenze di sostenibilità integrata dell'intero territorio metropolitano, regionale e
in questa chiave nazionale. Questo diventa un hub. È già un hub, dovrà essere ancora di più un hub sistemico, certamente del nord-est, certamente del nord e certamente del nostro paese, ma poi dirò un altro sogno, certamente dell'Europa. Cittamondo, Brodello. Come sappiamo, Venezia è un nodo importante della rete TEN-T, la rete transeuropea di trasporto che oggi, nel contesto dell'European Green Deal, è stata recentemente rilanciata con orizzonti 2030, 2040, 2050, per poter mettere il settore dei trasporti nel giusto binario per centrare l'obiettivo del taglio del 90% delle emissioni. Il progetto è di creare un sistema di infrastrutture sostenibili e interconnesse su scala continentale, ovvero in grado di collegare l'Europa e i paesi dell'Est al Medio Oriente, alla sponda sud del Mediterraneo e di rispondere alla domanda di trasporto proveniente da sistemi produttivi che seguono logiche di un'economia globalizzata. Non ci voleva l'Europa, Brodella l'aveva detto prima, cioè, i nostri padri lo sapevano già. Venezia, città, mondo, baricentro, sud, est, ovest, nord. Vi anticipo, baricentro, capitale. A Venezia si incrociano 2 dei 9 corridoi europei TEN-T, il Mediterraneo e quello Mare Adriatico, Mar Baltico, mentre un terzo, lo scandinavo-mediterraneo, passa appena un po' più in là, a Verona. Nel disegno europeo ai 9 corridoi si aggiungono 4 priorità, cosiddette priorità orizzontali, che riguardano il programma Cielo, unico, le applicazioni telematiche, le autostrade del mare, assieme alle reti di trasporto. Il Trattato europeo identifica altre 2 tipologie di reti transeuropee, le reti energetiche e quelle di telecomunicazioni. Insomma, da questa piccola sintesi viene fuori la baricentricità della città metropolitana di Venezia, del sistema metropolitano di Venezia, ma non baricentricità del Veneto, non baricentricità nel nostro paese dell'Italia, ma baricentricità dell'Europa. Questa Europa in discussione in questo momento, questa Europa in mezzo alle guerre, in apparenza senza futuro, dilaniata, ma come sappiamo l'Europa dà il meglio di sé nei momenti di crisi. Questo è un grande momento di crisi e ci aspettiamo che l'Europa risponda. E noi contribuiremo a questa risposta. L'area metropolitana di Venezia costituisce una piattaforma multimodale forse unica, dove si incrocia il trasporto per ferrovia, per aria, per gomma, per mare e per acque interne. Non male, eh? Il rinnovamento richiesto è epocale. Gli obiettivi di sostenibilità sono molto ambiziosi quanto necessari. Ma come abbiamo già detto su questo palco, se salvare Venezia è stato possibile, oggi nulla appare impossibile. Venezia è insieme simbolo e strumento per permettere al nostro Paese uno sviluppo tecnologico, economico e sociale capace di centrare gli obiettivi del Green Deal europeo. Venezia soprattutto può essere il luogo dove una parte di questo rinnovamento si realizza, un laboratorio, un esempio. Ecco, altre parole chiave, laboratorio, esempio realizzato. Per questo, quando ci siamo dati in maniera un po' preveggente forse il nome Venezia capitale mondiale della sostenibilità, di fronte a qualche sorrisetto dei nostri interlocutori, sapevamo quello che stavamo facendo. Venezia capitale mondiale della sostenibilità. Io ho rubato il claim, la più antica città del futuro, lo dico al sindaco perché il copyright è del sindaco, la più antica città del futuro. Vedete quanti elementi, baricentro della storia, la più antica città del futuro, piattaforma multimodale. E citando non sogni, ma citando programmi, progetti. L'infrastruttura MOSE di protezione della città e della laguna permette di pensare
allo sviluppo di altre infrastrutture. Ecco, questa è l'altra capacità generativa del MOSE. Oggi si usa molto questo aggettivo, generativa. Ecco, il MOSE ha una fortissima potenza generativa. Altro concetto innovativo, forse viene detto per la prima volta oggi. Permette di pensare allo sviluppo, il MOSE, di altre infrastrutture per lo sviluppo economico e sociale che devono essere concepite secondo un approccio olistico, cioè del tutto, che ponga la sostenibilità come condizione necessaria di successo. Il MOSE come catalizzatore generativo di altre infrastrutture. Bel tema da percorrere, vero Benno? Durante questa conferenza tracceremo lo stato dell'arte delle progettualità in corso, esponendo le strategie e i progetti innovativi più rilevanti per il rilancio economico e sociale di Venezia. Ci concentreremo su 3 settori chiavi: le infrastrutture di trasporto, come abbiamo visto, l'energia e i servizi utili alla rigenerazione urbana. L'incontro di stamane vedrà la testimonianza diretta delle imprese, delle università e delle istituzioni coinvolte nei progetti. Un altro concetto: Civitas e Urbs. Come mettere insieme la città storica, le mura, i retaggi del passato, le testimonianze del passato con la gente che ci vive, con la comunità, con il capitale umano. Questi non sono 2 elementi in contrasto, ma sono 2 parti, 2 facce della stessa medaglia, Civitas e Urbs. E il MOSE, fin dall'inizio della sua progettazione, questo voleva fare. Non l'Urbs contro la Civitas, salvaguardia e poi il resto s'arrangi. No, 2 facce della stessa medaglia, Civitas e Urbs. La prima sessione parlerà di innovazione delle infrastrutture. Ascolteremo i responsabili del porto, dell'aeroporto, del gruppo autostrade, di Cave e di Olivetti. Nella seconda sessione parleremo di riqualificazione urbana, industriale ed energetica. Avremo il piacere di ascoltare gli interventi del rettore dell'Università UAV, dei responsabili delle società di energia Eni e Edison, di una società internazionale impegnata nel settore delle energie rinnovabili e Infinity Global e di Fincantieri. Perché questi soggetti? E qui fatemi fare un altro passaggio. Cosa hanno in comune fra loro tutti questi attori rilevanti? Un rettore, amministratori delegati, multinazionali. E qui lo dico con grande onore. Sono tutti soci, cofondatori della Fondazione Venezia, Capitale Mondiale della Sostenibilità. Ma cos'è questa fondazione? Non è altro che un network di soci fondatori, a cui va sempre il mio grazie per aver pensato originariamente a questo grande attrattore, grande catalizzatore che è la Fondazione, e ai soci cofondatori. Questo è il valore aggiunto della Fondazione. La Fondazione non ha potenzialità di intervento diretto, non ha decine di miliardi nel proprio corpo, nella propria dotazione, no. È una piattaforma di attori, di imprese, di multinazionali. Siamo oltre 43, 45, 46 tra fondatori e cofondatori di altissimo livello, che hanno come scopo di attrarre investimenti sostenibili a Venezia. Ma qual è il valore aggiunto di questi 43, 44, 45? Arriveremo entro l'anno a oltre 50. È essere insieme dentro una rete progettuale. Cioè ciascuno di questi attori è stato chiamato a Venezia per esplicitare i propri progetti, dall'idrogeno all'agricoltura, alle infrastrutture, ai trasporti, e per mettersi insieme per fare progetti integrati. Ecco, appartenere alla Fondazione significa appartenere a questo network. E il primo esempio palpabile, visivo, sarà dentro la mostra.
dove una buona metà dei soci fondatori e cofondatori hanno non solo rappresentato i propri progetti, ma questi progetti poi sono stati genialmente manipolati dall'intelligenza artificiale generativa, e qui dico la parola forte, per sognare il futuro, per pensare al futuro. Molte cose potrebbero anche farci sorridere, sorrideremo con le nuvolette, con il verde, con gli alberelli, con le casette di Città Campus. Ma quello è un futuro possibile, che è il frutto della progettualità e del mood della rete dell'intelligenza artificiale. Mettere insieme progetti veri del porto, dell'aeroporto, di UAV, di Ca' Foscari, progetti veri, reali, concreti, con l'intelligenza generativa della rete. Il tutto ovviamente controllato, ma il tutto con una sufficiente dose di sogno e di follia. D'altra parte io ricordo la mostra che abbiamo fatto all'Istituto Veneto di Scienze Letterarie ed Arti l'altro anno, in cui mostravamo la progettualità scientifica dell'Ottocento su Venezia. Per il 90-95% di quei progetti non se n'è realizzato neanche uno. E però quei progetti hanno formato il tessuto culturale su cui si è vissuti il secolo dell'Ottocento e poi il Novecento. Essi ed altri sono anche presenti nella mostra che oggi inauguriamo qui in Arsenale, alla Tesa 66, Waterproof Venice, A Tale in Images. Ecco, quest'anno Proof, l'anno prossimo, gli anni prossimi, With, e cioè con l'acqua, con il mare. Guardo Benno perché Benno sta realizzando proprio qui l'Università dell'Acqua. Anche qui, bellissimo sogno, un po' matto, un po' no. Per dotare questo nostro paese, immerso nell'acqua, nei mari, nella portualità, di scienza dell'acqua, di scienza della sostenibilità. E per questa ragione vi invito tutti a visitare questa mostra, che ogni tanto dà qualche pugno sullo stomaco, perché ci fa vedere quello che potrebbe essere, ma che forse tutti sappiamo che non sarà, ma proprio per questo sarà di grande stimolo. Quindi penso ai nostri padri che hanno costruito le difese di Venezia e il Forte di Sant'Andrea, ma non chiudendo le bocche di porto, ma difendendo le bocche di porto. Quindi dire sì, entrate navi, ma magari quelle ostili no, perché quelle ostili le affondiamo, ma le affondiamo da lontano, non le affondiamo chiudendoci in casa. Venezia non si è mai chiusa in casa, vero Sindaco? Mai. Si è sempre proiettata. Stiamo realizzando con il Sindaco, col Comitato Marco Polo, un insieme di eventi, di rappresentazioni che raccontano questa epopea. Devo citare tutti, non vi faccio perdere altro tempo, non cito. Cito solo una cosa, il filo rosso. Ecco, il filo rosso, sono andato a riguardarmi la citazione, Goethe, Affinità elettive. Quando si dice filo rosso, sapete perché si dice filo rosso quando si parla di un elemento che accomuna, di continuità, di relazione? Perché il filo rosso era un filo rosso che caratterizzava tutte le sartie della Marina britannica, perché non venissero rubate le sue funi nei porti, perché avevano all'interno un filo rosso che diceva esplicitamente: questo è di proprietà della Marina inglese, della Marina britannica. Da qui poi Goethe, Affinità elettive, usò questo come metafora. Ecco, il filo rosso nostro, consentitemi, qui vado verso la fine, è la sostenibilità. Sostenibilità come capacità di
governare il presente e governare il futuro. Sostenibilità vuol dire progettualità, vuol dire concretezza, vuol dire investimenti, vuol dire abitanti, vuol dire città campus, vuol dire portare i giovani, capitale umano, ricerca, università, vuol dire portare imprese, vuol dire portare il futuro, vuol dire portare tecnologia, non aver paura della tecnologia, no al neoluddismo che ha paura dell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo fatto una mostra sul futuro di Venezia con l'intelligenza artificiale, facendoci aiutare dall'intelligenza artificiale. Ecco, noi questo lo facciamo con i nostri attori, come Goldoni, che scriveva le sue commedie sulla base degli attori che aveva a disposizione. Metafora meravigliosa della concretezza. Ecco, i nostri attori sono i nostri soci fondatori, cofondatori. Sono chi a Venezia opera già da tempo, il porto, l'aeroporto, e naturalmente il comune, e naturalmente la regione, naturalmente le grandi istituzioni che qui da sempre operano, ma anche quelli che vogliono venire a lavorare a Venezia. Eni, Enel, Edison. Ecco, questa mia è una chiamata. Venite qui, non per assistenza, ma perché qui c'è il futuro, perché qui c'è il mercato, qui c'è il futuro europeo, c'è il futuro mediterraneo, c'è il futuro del nord Europa, dell'est Europa, dei Balcani. Qui c'è il futuro. Una città fragile, una città difficile, una città complicata, una città fino a ieri morente, oggi simbolo della resilienza. Vi stiamo raccontando il futuro. Finisco con Civitas e Urbs. Tutto questo ha senso solo se mette insieme la storia monumentale, la storia con la S maiuscola, con la storia con la S minuscola, cioè la storia degli uomini, il capitale umano. Ecco, noi abbiamo il privilegio, l'orgoglio di poter pensare che stiamo questo facendo, mettere insieme la storia, la più antica città, con il futuro. E tutto questo passa dalla salvaguardia, dalla difesa, dal progetto, dalla collaborazione, dal sogno del futuro insieme. Grazie. Grazie Presidente. Come sapete, uno dei soci fondatori di Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità è anche la Regione del Veneto. Il Presidente Luca Zaia, che oggi non ha potuto essere presente, ha però inviato una lettera che ora leggerò. Pregiatissimo Presidente Brunetta, ringraziando dell'invito, mi duole comunicare che, come già anticipato, a causa di concomitanti impegni istituzionali, non potrò partecipare ai lavori della conferenza. Sono lieto di rivolgere il mio saluto e di esprimere la mia vicinanza ideale a questo convegno di alto spessore tecnico e istituzionale. L'appuntamento rappresenta un momento cruciale per Venezia, poiché tratta tematiche fondamentali, capaci a loro volta di fondere lo sguardo del presente alla visione da destinare al futuro. Considero che l'impatto del Mose sia tale che nella storia lagunare si può parlare, a ragion veduta, di un'era del prima e del dopo. L'infrastruttura, garantendo sicurezza dai venti di marea estremi, è riuscita a garantire un nuovo rinascimento che parla la lingua della sostenibilità. Sostenibilità che, lungi dal risultare un concetto astratto, in questo appuntamento riesce a declinarsi non solo concretamente, ma anche lungo binari e traiettorie sistemiche grazie allo spessore delle tematiche che verranno trattate, ciascuna con le proprie peculiarità, ma tutte accomunate dal medesimo paradigma, la sostenibilità. Ringraziando la Fondazione per l'impegno profuso nell'organizzazione di questo evento e per il suo ruolo nel promuovere questa visione strategica, concludo augurando a tutti buon lavoro e rinnovando a tutti i presenti i miei saluti più cordiali. Luca Zaia. È
È un onore quindi introdurre il sindaco Luigi Brugnaro. Anche la città di Venezia costituisce uno dei soci fondatori appunto della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità ed è quindi un onore conoscere anche il vostro punto di vista. Grazie. Sì, grazie a voi. Buongiorno a tutti. Buongiorno al Presidente Brunetta. Comincio con ringraziare la Marina Militare per l'ospitalità qui in questo convegno, ma anche e soprattutto per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni per rivitalizzare l'Arsenale e per essere riusciti insomma, a realizzare una grande operazione legata al Salone Nautico di Venezia, che è un'opera ovviamente che è sempre perfettibile, dove lo stiamo migliorando ogni anno e vi annuncio già che il prossimo anno sarà ancora più bella, però insomma, penso che abbiamo fatto un bel risultato. E poi voglio ringraziare Renato Brunetta perché ha dato la sua disponibilità quando era ministro, che è facile, sai, quando non hai niente da fare, ma adesso l'hanno anche nominato presidente del CNEL, per cui lui è davvero un grande veneziano, una persona che col cuore, lo si è visto, si capisce anche dalle parole che dice, insomma, cerca di convincere le persone che la città ha la possibilità di avere un grande futuro. E lo racconta, lo spiega anche visto la sua grande esperienza. Devo ricordare che in questi giorni è stata registrata dalla Corte dei Conti la nomina di Roberto Rossetto a Presidente dell'Autorità per la Laguna. È una grande soddisfazione per me, ma voglio ricordare che questa costruzione di questa Agenzia per la Laguna è stata molto discussa, nel senso che è stata istituita da un governo a Ferragosto, senza consultare il comune, senza consultare nessuno. Io ho protestato fortemente perché la nomina veniva decisa direttamente dai ministeri, perché una nomina prettamente romana. E io mi sono arrabbiato molto perché non mi pareva corretto. Il presidente qui, Renato Brunetta, era ministro a quel tempo e abbiamo fatto insieme, diciamo, un 48, in Consiglio dei Ministri una volta particolare, bloccato il Consiglio dei Ministri, e hanno modificato quella norma e hanno inserito anche il sindaco nella concertazione col ministro per la nomina del presidente dell'autorità della Laguna. E difatti io insieme col ministro Salvini e poi con la concordia anche col ministro Pichetto Fratin abbiamo indicato il nome di Roberto Rossetto. Adesso questa registrazione ci dà soddisfazione, ma soprattutto volevo ringraziare Renato perché al di là delle parole ha difeso nei luoghi opportuni, al momento opportuno, questa città. E questa è storia, se no il resto sembrano le favole di Alice nel Paese delle Meraviglie. Qua per difendere questa città ci vuole tanto impegno. E lo stesso vale per il rifinanziamento della legge speciale che, come ho già detto più volte, scade nel 2024, cioè quest'anno. Sono finiti i fondi della legge speciale, che sono necessari per la vita della città. Io in ogni occasione pubblica lo ricordo, perché è il mio dovere. Il Comune non ha un problema di bilancio oggi, sto parlando dei prossimi 20 anni. E lo dico a tutte le persone di buona volontà che si rendano conto che questa non è una questione di parte politica, ma una questione di dignità di una città in un periodo in cui si stanno investendo più di 200 miliardi nel PNRR. Non si può non finanziare la legge speciale di Venezia. E, detto questo, noi abbiamo utilizzato una legge che ci dà lo Stato, abbiamo inserito una tassazione di 2,50 € per ogni decollo dagli aerei nel nostro aeroporto e abbiamo vinto al TAR, stiamo aspettando un'altra sentenza. Io da pubblico ufficiale, da rappresentante dei cittadini, faccio tutto quello che posso per dare garanzia al futuro di questa città, tutto quello che posso. E lo spirito è quello che avete sentito Renato, insomma, io sono un po' più pragmatico, un po' più pratico, mi piace raccontare le cose che faccio. I discorsi, i progetti mi piacciono tantissimo, ma mi piace poi vedere la gente che è coerente con le cose che dice. E abbiamo dato sempre massima collaborazione a tutti e questa fondazione abbiamo chiamata appunto Fondazione Mondiale della Sostenibilità, no? Capitale Mondiale della Sostenibilità, perché riteniamo che c'è una scuola di pensiero
che pensa che l'ecologia, la sostenibilità, eccetera, sia lasciar fare alla natura. Cioè io sono ecologista se abbraccio un albero, e magari lo faccio anche vedere sui giornali. Io sono convinto che essere ecologisti, essere innovatori, lo si fa con la scienza e la tecnica, avendo lo stesso medesimo obiettivo. Mai ho pensato di denigrare o di sottovalutare le esigenze di tutti, anche quelli che non la pensano come me. Quando si parla di ambiente si parla di futuro, mai. Mai penso che qualcuno voglia sporcare l'ambiente. Deve essere ovviamente dei delinquenti a far questo, ma questo non è il cuore della popolazione italiana e mondiale. Le persone hanno capito, sappiamo che ci sono i cambiamenti climatici, nessuno nega nulla e una volta che ce lo siamo detti, adesso bisogna agire. Allora io vi racconto cosa abbiamo fatto noi. Intanto abbiamo assieme al Presidente Zaia, al Ministro, ex Ministro, adesso Presidente del CNEL comunque, Renato Brunetta, e assieme a tante imprese importanti, come diceva Renato adesso, abbiamo costituito questa fondazione. Una fondazione che non ha uno scopo di utilizzare fondi, ma uno scopo ancora più alto, che è quello di mettere in relazione le persone e le istituzioni. Ci sono le grandi imprese italiane, ci sono le due istituzioni importanti di Venezia e del Veneto, e la città metropolitana, e ci sono le università e tutti i centri di cultura della città, privati e pubblici. Per cui credo sia già il fatto di averla costituita, di riuscire a portarla avanti, un grande risultato che possiamo in qualche modo già festeggiare, perché il fatto che queste grandi organizzazioni si parlino al vertice è molto importante per poi rendere pratica e praticare questi obiettivi che abbiamo appunto di transizione. Dobbiamo dire la verità, non ci sarà una transizione indolore, non sarà facile, è un percorso che va culturalmente programmato, predisposto e raccontato. Cioè, nel momento in cui noi stiamo adesso aspettando, abbiamo presentato un emendamento alla Camera assieme al governo, insomma, per omologare il Barcavelox, lo chiamo così per capirci, no? Tema moto ondoso a Venezia. Ovviamente noi come Giunta totalmente d'accordo, anche se con grandi attenzioni. È passato alla Camera e sta aspettando adesso il percorso parlamentare al Senato. Per cui se uno mi chiede dov'è il Barcavelox, è in Parlamento. E la democrazia ha dei tempi, punto. Quando verrà approvato anche in Parlamento, il governo farà un decreto e noi possiamo accendere il sistema che è già operativo, da qualche anno l'abbiamo montato. Ma non possiamo dare multe o rilevare velocità con sistemi che non sono omologati, perché comunque sarebbero azioni senza senso perché verrebbero invalidate dai tribunali. Lo dico così sempre per dare una relazione pubblica alle cose che facciamo. Bisogna sapere che nel momento in cui rallenteremo le velocità aumenteranno i costi perché aumenta il tempo di percorrenza, per cui aumenteranno i costi, bisogna saperlo. E molto probabilmente trasporteremo meno persone, perché qualcuno resta a terra o si dovrà ripensare in una logica, anche lì, di sostenibilità, di motorizzazioni ibride, di elettrico, un modo diverso e forse anche probabilmente dover ampliare certi servizi di trasporto. Perché una volta a Venezia si andava a piedi, oggi a piedi non ci vuole andare più nessuno, o comunque ci si va meno, perché siamo una società di persone più anziane da una parte e più ricche e più comodose da un'altra, dato di fatto. Una volta i giovani andavano a comprarsi la merce nei negozi di vicinato, adesso vanno negli ipermercati oppure vanno su internet e le scarpe da ginnastica chiedono, e aggiungo io pretendono, che gli arrivino a casa. E siccome ancora non si vola, queste scarpe arrivano con delle barche. Parlo sempre del centro storico di Venezia. Per cui l'attenzione del centro storico deve essere una questione pubblica e la difesa della vita di Venezia deve essere pubblica e non c'è qualcuno che è più meritevole di un altro per esprimere le proprie idee e le proprie valutazioni, ma tutti, in una logica pubblica, devono poter dire la loro, magari possibilmente facendo delle proposte concrete. In questi 60 anni proposte concrete, pratiche, non ce ne sono state. Solo tante strumentalizzazioni, buone per convincere le anime gentili e belle di ragioni che non si sono mai esplicate in proposte concrete e fattibili. Stiamo tentando di difendere dall'overturismo il centro storico di Venezia in particolari giornate dell'anno,
tema che è affrontato dagli anni 50. Io sono nato nel 61 e dagli anni 50 ho fatto vedere anche alla stampa internazionale, all'UNESCO, i servizi televisivi, ancora la televisione era in bianco e nero, quando facevano vedere il dramma del turismo che ucciderà Venezia. 1964, servizio televisivo che potrebbe essere stato fatto oggi, identico, stessa roba. Da allora non si è mai fatto niente. Abbiamo questa legge speciale solo perché Venezia, negli anni 60, è finita distrutta dalla grande mareggiata, che poi ha fatto il bis anni dopo. Questa è la realtà. Il Mose, quando io sono diventato sindaco, non era assolutamente efficace. E con grande passione, con grande energia, e usiamo questi termini gentili, il Mose ha cominciato a funzionare. Perché in Italia qualcuno si deve prendere la responsabilità di dire anche qualche parolaccia o di alzare la voce. Questo è per difendere Venezia. Il Mose funziona, ci sono un sacco di cose da sistemare, mettere a punto, perché c'è il rapporto col porto, che ovviamente non può essere dimenticato, e dobbiamo continuare e sapere che il Mose non sono soltanto le paratie che si alzano o si abbassano, ma è un sistema che deve salvare Venezia nei prossimi 100 anni. Per cui bisogna alzare le rive, in qualche caso, sistemare le pavimentazioni a San Marco. Cito cose che stiamo facendo con decine di milioni di investimento. Pellestrina, che è la nostra barriera dal mare, deve essere difesa perché si difende la laguna e Venezia difendendo Pellestrina. Penso che Pellestrina negli ultimi anni non ha mai visto così tanti soldi e investimenti a favore non solo delle persone di Pellestrina, ma a favore di tutto il sistema. E quando dico tutto il sistema non parlo soltanto dei residenti di Venezia o della gente che lavora a Venezia, ma di tutto il sistema italiano, perché salvare Venezia è un bene dell'umanità ed è un dovere morale di tutto il mondo. E il mondo l'ha capito. Qualcuno continua con la logica della strumentalizzazione. Noi non abbiamo paura e non ci facciamo strumentalizzare. Abbiamo a Marghera un termovalorizzatore che in campagna elettorale in maniera molto pubblica ho detto che avrei fatto funzionare e avrei messo in azione. L'abbiamo fatto, è la soluzione più ecologica che c'è per trasformare il CSS, che è la frazione organica, la frazione della spazzatura che non si riesce a differenziare. Noi siamo la città che ha la percentuale di raccolta differenziata tra le più alte d'Italia, ma una parte non è possibile differenziarla, per cui va nel termovalorizzatore, viene compattata, asciugata e termovalorizzata. Bene, tutti i movimenti ecologisti seri del nord Europa, gente che fa i conti veri, costruiscono e suggeriscono termovalorizzatori. Qual è l'alternativa veramente da contrastare? Sono le discariche. Le discariche sono la cosa peggiore perché percolano negli anni atrazine e veleni nelle acque di falda, quelle che beviamo. Quella roba là vanno chiuse tutte e non bisogna assolutamente fare questo. Allora, a quelli che ancora oggi scrivono le scritte inceneritore no, dico bisogna andare a scuola, bisogna ascoltare gli scienziati. Io mi sono fatto fare fior di rapporti, abbiamo analizzato quello che stiamo facendo e sappiamo che queste persone intelligenti, parlo degli ecologisti veri, quelli che hanno veramente in mente l'economia circolare, suggeriscono in tutte le riviste scientifiche, in tutta la loro pratica operativa, i termovalorizzatori. In Svizzera, dove non mancano risorse, dove ci sono i prati verdi tagliati bassi con la mucca carolina che pascola, fanno solo termovalorizzatori. In Norvegia, in Germania, in Danimarca, termovalorizzatori. In Italia continuiamo a fare discariche, soprattutto in altre aree del paese. Da noi le discariche non passeranno mai. Dobbiamo chiuderle tutte quelle che abbiamo, nei tempi che possiamo. Ecco, questo è il tema, per cui non basta urlare pace per ottenere la pace. La pace si ottiene certe volte anche con la dissuasione. Qui c'è la Marina Militare, ci sono le forze armate che lavorano in un periodo di pace e portano la pace, ma i convogli che partono anche dal porto di Venezia, qualcuno li deve sorvegliare. I convogli delle nostre merci, dei nostri interessi, di quelle che vanno e arrivano, perché questa è la storia di Venezia e a Venezia dobbiamo avere questa consapevolezza. Non possiamo fare marcia indietro, ci sarà sempre qualcuno che è contrario. Fa parte della libertà e della democrazia.
grande rispetto, ma io con lo stesso rispetto che do a queste voci, secondo me assolutamente minoritarie, anche se molto rumorose, devo ammettere molto rumorose, perché usano questi temi per fare di fatto campagna elettorale, campagna politica. Continuamente siamo sempre in campagna elettorale in Italia e non c'è mai nessuno che si prende la responsabilità di fare le cose. Ecco, io invece dico che la superficie dei mari è importante, la trasparenza, l'ecologia dei mari, ma anche quello che c'è sotto i mari è altrettanto importante. Ci sono le linee delle fibre ottiche sotto i mari, ci sono i nostri grandi interessi, c'è il futuro dei nostri giovani, e per cui la sorveglianza dei mari diventa fondamentale. E noi a Venezia abbiamo l'onore e l'orgoglio di avere la grande marina militare italiana. Proprio in questo luogo vengono fatti dei convegni strategici degli studi militari, dove vengono alti ufficiali della NATO, di tutti i paesi europei, americani e occidentali. Da anni è il nostro vanto, perché è la nostra storia. Marco Polo, lo citava Renato Brunetta prima, era un giovane che a 17 anni è partito per l'ignoto, non si sapeva mica dove andava. Questo è partito con coraggio, è arrivato in Cina, pensate cosa ha visto. Era stato in Cina per tanti anni e poi è tornato e ci ha raccontato della Cina. Prima i genovesi l'hanno fatto prigioniero, cercando di carpire i segreti, perché erano anche questi segreti, e poi è tornato a Venezia finalmente. Questi sono i coraggiosi. Venezia è questo spirito. Con questo spirito noi abbiamo fatto il Salone Nautico, col coraggio. Con questo spirito abbiamo fatto il primo pezzettino di fognatura, lo stiamo facendo, che non c'è mai stata. A Venezia non c'è la fognatura, tutti fanno finta dei pomi, ma a Venezia non c'è la fognatura. Finta dei pomi vuol dire far finta di niente, in Veneto. Vi faccio la traduzione automatica. Abbiamo fatto il primo pezzettino di fognatura che collega Castello, la Certosa, e va al Lido. Con le pompe viene rilanciata la fognatura a Malamocco, viene da Malamocco spinta e rilanciata a Marghera, e a Marghera depuriamo l'acqua e finisce in alto mare pulita. Quello facciamo con Veritas a Marghera, un grande centro di disinquinamento, uno dei più importanti d'Europa. Abbiamo inaugurato un mese fa, perché poi io neanche me ne ricordo le inaugurazioni, un grande centro di analisi delle acque a Mestre, di fronte al Tagliercio. Dentro quel centro, in automatico, con macchinari automatici dove non ci sono manomissioni delle persone, eccetera, per dire anche la rigorosità dei dati, arriviamo ai micron di gestione, di verifiche delle aree, delle acque, delle arie. Noi analizziamo le acque di quasi più di metà del Veneto, a Mestre. A Mestre, durante il Covid, abbiamo costruito, è già in funzione, ed è per quello che Mestre Centro non si è allagata l'altro giorno, e ha ricevuto 3 volte l'acqua di Padova, 3 volte è caduta a Mestre. Abbiamo costruito una mega gigantesca vasca, grande come sta roba qua, forse più profonda ancora, che raccoglie le acque di prima pioggia che si mescola con la fognatura, perché questa quantità di acqua che scende dal cielo, diversa da una volta, non riesce a essere portata dalle tubature che abbiamo, per cui l'acqua esonda dai pozzetti e si mescola con la fognatura. Quell'acqua è inquinata, una volta finiva nei canali e poi andava a finire in laguna, alla faccia degli ambientalisti che di questo in questi anni non si sono mai accorti. L'abbiamo raccolta, la raccogliamo adesso, già fatto, in questa grande vasca, per cui quando finisce di piovere, le pompe sono 3 pompe gigantesche con dei tubi veramente enormi, la spingono sui depuratori che abbiamo, l'acqua viene depurata e viene liberata pulita. E stiamo facendo una seconda vasca, è proprio in via di costruzione in questi giorni, è già scavata, a Bissuola, per salvare un pezzo di Mestre che ancora non era fatto. Penso sia la prima città in Italia che ha realizzato sta cosa. 3 anni fa, assieme all'ENI e assieme a tante istituzioni, un lavoro che ho fatto da quando ero presidente di Confindustria, abbiamo aperto in Italia il primo distributore a idrogeno. E tutti mi guardano e dicono, cosa è questa roba? È fondamentale. Non basta solo fare la ricerca sull'idrogeno. Bisogna fare il distributore perché uno possa caricarsi la macchina di idrogeno. Dal tubo di scappamento della macchina a idrogeno esce qualche filo di acqua. Nulla. Ed è la novità molto più rivoluzionaria dell'elettrico, perché per caricare una macchina elettrica ci metti, se ti va bene, 40 minuti. Te vai da parrucchiera per caricare la macchina. E non sarà possibile farlo per tutti, per cui l'Europa sta sbagliando i tempi. Non riusciremo ad avere tutte le macchine elettriche nel 2035,
perché non abbiamo neanche i cavi elettrici sotto che sostengono quel consumo di energia. Non basta dire le cose per farle, bisogna farle insieme ai tecnici, alle aziende e agli scienziati. A Mestre 3 anni fa, dopo una storia che non vi dico, non sto a raccontarvi, abbiamo aperto il primo distributore, l'ENI l'ha aperto, e da 3 anni facciamo ricerca, cioè eroghiamo idrogeno, ci hanno regalato 2 auto a idrogeno, il comune viaggia con 2 auto a idrogeno per fare prove, ci sono altri che le hanno comprate. In Germania, in Giappone sono la normalità, da noi siamo arrivati dopo, ma siamo arrivati dove? A Mestre. Questa sfida diventerà poi la prima ipotesi, il primo progetto pilota per la rete di idrogeno in Italia. Oggi arrivano delle macchine tedesche a idrogeno e vengono a Jesolo in spiaggia perché possono fare rifornimento e tornare in Germania. Ci chiedono, perché abbiamo una serie di operazioni, perché non è facile. Adesso abbiamo comprato e stanno arrivando 90 autobus a idrogeno, solo noi in Italia. L'autobus a idrogeno costa il doppio, però è un'innovazione gigantesca e assieme a Eni e altre società private di Marghera, eccetera, abbiamo stabilito, è già tutto fatto, pronto, un'area dove caricheremo questi autobus, perché 90 autobus non li puoi caricare con la pistola di idrogeno che abbiamo fatto del distributore a Mestre, quello è per le auto, perché 90 autobus ha bisogno ovviamente di un caricamento quasi industriale. Ma siccome poi l'idrogeno bisogna anche produrlo, attualmente lo commercializziamo, lo compriamo da altri. Oggi lo produrremo a Marghera, produciamo l'idrogeno a Marghera. Se volete scriverlo da qualche parte, questa è la vera rivoluzione, no? I discorsi, ma cose concrete. E adesso insieme ad Eni faremo anche un distributore di idrogeno per le barche, in maniera tale che anche le barche possano andare idrogeno. Quelle che stiamo presentando al Salone Nautico, tutte le sperimentazioni che potete andare a vedere, fate qualche domanda in più e lo dico ai giovani, vedrete il futuro, il vostro futuro, perché lì dentro c'è tantissima tecnologia, c'è tantissimo senso. Alle università, assieme alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, dove siamo oggi, abbiamo studiato dei progetti che poi sviluppano le università. UAV ha messo 3 corsi di laurea sulla economia e sull'architettura della nautica e del mare, per trovare nuovi tecnici e nuove possibilità a livello mondiale. Non c'è nessuno che fa queste cose, tutti corsi in inglese. E con Forse si sta lavorando su queste linee, cose concrete per formare i giovani, intanto che noi costruiamo le fabbriche, costruiamo le cose che poi andranno gestite. Non è solo un problema, non è un problema il cambiamento climatico, può diventare un'opportunità se lo crediamo veramente, se tutti ci crediamo. Questo è il senso della Fondazione, è il senso di questo convegno. E allora tutte le istituzioni ci stiamo, ognuno nella propria competenza, ognuno con la propria autonomia, stiamo cercando di dare un volto, un futuro. 2 cose ancora. Il contributo d'accesso è una sperimentazione, la prima fatta al mondo. Io ero preoccupato, l'ho detto più volte, l'ho detto ai miei e tutti quanti, ero preoccupato di disturbare i cittadini, davvero di creargli problemi. Perché tutto vogliamo fare che non mi sembra che abbiano bisogno di ulteriori problemi, già la città è difficile. Questo direi che siamo riusciti a evitarlo. È stato molto complicato, l'abbiamo pensato tanto, è stato difficile realizzarla sta cosa. Però, tanto per cominciare, il sistema funziona, non è stato invadente. E la seconda cosa era che i nostri ospiti, i turisti, le persone che vengono a Venezia, capissero il senso dell'operazione. E l'hanno capito, perché l'abbiamo visto alla cassa, l'abbiamo visto ai varchi, abbiamo visto queste persone che davvero volentieri ci facevano vedere che avevano pagato, addirittura volevano essere controllate. Cioè dicevano, guardi, passi, abbiamo capito. No, guardi che ho pagato. Una signora americana mi ha mandato per lettera $10. E non so se verrò in questi prossimi, però guardi, prenda $10 intanto, perché, cioè, l'amore che Venezia ha suscitato nel mondo intero, noi dobbiamo essere degni di quell'amore. Quelle persone vengono in pace, vengono semplicemente con la famiglia per scoprire la loro storia, perché Venezia è un luogo di inclusione, c'è un pezzo di storia di ognuno che abita in tutto il mondo. Per cui vengono per riscoprire questo. Poi c'è la bellezza, ma la bellezza è il frutto di questa storia e l'umiltà della discussione nel fare le cose. Io sono sempre stato aperto alle discussioni, io non sono aperto ai prepotenti, ai furbi, quelli che pensano di fare le scorciatoie, quelli che saltano la fila, quelli che pensano di andare direttamente a risultato senza chiedere, senza pagare. Quella gente là con me non passerà mai.
Se si vuole cambiare Venezia si fa insieme con le persone, stiano tranquilli tutti, non passerà niente che non viene discusso pubblicamente. Perché questa è la storia di Venezia, la prima repubblica d'Europa. Ecco, per cui io, Renato, ti ringrazio di questa occasione ancora, ringrazio il fatto che, anche con Alessandro, va detto, Alessandro Costa, che è il direttore di questa fondazione, dove siamo agli inizi, per cui è tutto da rodare, però abbiamo creato un nuovo gruppo di intelligenza della città, dove la gente si può sedere, dove le persone che fanno, ed è aperta a tutti, non abbiamo messo nessuna chiusura, è aperta ed è soprattutto pubblica, per cui queste discussioni verranno fatte pubbliche. Io spero che il piano anche della Venezia Città Campus che abbiamo immaginato trovi sempre più sostenitori, si capisca che le università non sono soltanto luoghi che devono costruire le case per gli studenti, ma soprattutto le università devono costruire le aule scolastiche e devono dare il meglio della formazione, non solo in italiano ma anche in lingue straniere. Dobbiamo darci come obiettivo di attirare studenti da tutta Europa, non soltanto dai paesi in guerra che scappano. Dobbiamo immaginare che siamo anche gente che sa attirare europei, non soltanto mandare i nostri giovani in giro per l'Europa. E ai giovani dico, è l'ultimo, perché io faccio tutto questo per i giovani, per i ragazzi, per i bambini, non è neanche furbo politicamente, perché non votano. Voteranno quando non ci sono più. Però vi dico ragazzi, credetemi, fate le esperienze che volete, ma state qua. Qui c'è il vostro futuro. Qui non dico centro storico di Venezia, dico proprio l'idea della città metropolitana, Venezia, Padova, Treviso, va connessa, vanno messi i treni, vanno messe le opere, dobbiamo farle con intelligenza, ma dobbiamo farle. Ecco, grazie ancora. Grazie Sindaco. Che fortuna. Grazie Sindaco. Il progetto di cui oggi parliamo, che in realtà è una moltitudine di progetti, è indubbiamente un progetto ambizioso e come tutti i progetti ambiziosi richiede la collaborazione attiva di parti pubbliche e parti private. Mi accingo quindi a introdurre il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro. Purtroppo dalla regia mi dicono di ricordare i 6 minuti, grazie. Il presidente Carraro starà forse anche all'interno dei 6 minuti per poi partire subito con quello che è il core della giornata e che è così il convegno. Il presidente Carraro oggi è qui per manifestare l'interesse e la volontà che abbiamo manifestato. Era il 17, era il 17 dicembre del 2020 quando mi sentii col presidente Luca Zaia che mi esponeva questa idea di entrare, e noi entrammo come fondatori, di entrare in questa fondazione. Riunito il mio consiglio di presidenza, non esitammo un attimo e partimmo subito con le prime basi. All'inizio eravamo in pochi e poi e qui dobbiamo dar merito che abbiamo incontrato durante i lavori il presidente Brunetta, che con la sua forza e con la sua intelligenza ha saputo anche ampliare, e oggi facciamo tesoro anche di un parterre che comprende un po' tutti i principali attori. E ritorno indietro, non c'è stata nessuna esitazione da parte di noi imprenditori veneti nell'aderire ad un progetto che avesse come core, come obiettivo la salvaguardia di Venezia. Non sono veneziano, non siamo tutti veneziani, ma ogni veneto, anche lui è un poco veneziano, che abbiamo questo interesse comune, ma un interesse comune anche nel far crescere tutto quanto quell'indotto. Oggi noi imprenditori che stiamo lottando veramente su questa doppia transizione economica digitale, qui i nostri imprenditori possono trovare casa per sviluppare dei progetti. E l'abbiamo fatto insieme sull'idrogeno. Oggi Confindustria Veneto partecipa attivamente anche alla promozione della filiera dell'idrogeno, me ne ha già parlato il sindaco Brugnaro, ma ci sono anche tante attività. Qualche settimana fa abbiamo organizzato come Confindustria Veneto Est un importante forum sulla space
sull'industria spaziale, ecco, per fare vedere quali oggi sono gli obiettivi degli imprenditori venete. Ha chiuso con un argomento il sindaco Brugnaro che a noi sta molto a cuore, ovvero i giovani che vanno via, o ancora peggio i giovani che non nascono. Oggi un problema grandissimo per noi imprenditori è l'inverno demografico, perché abbiamo evidenza di come le nostre imprese, di come la nostra società sarà messa in difficoltà da qui ai prossimi 40 anni con un decadimento non reversibile della natalità. Però, l'ha detto bene il sindaco Brugnaro, almeno non facciamo andare via i nostri giovani, ma per non farli andare via non basta che Venezia sia la città più bella del mondo e non basta che il Veneto sia la regione più bella del mondo, perché oggi i nostri giovani che lasciano la regione hanno bisogno di altre cose, hanno bisogno di altri tipi di servizi, hanno bisogno di altri tipi di relazione. E su questo, e poi concludo, vedo una grandissima potenzialità, abbiamo accennato, forse poi lo farete più tardi, di Venezia Città Campus, una grandissima possibilità attraverso la nostra fondazione di riempire queste scatole che noi oggi vediamo piene, ma purtroppo sono piene per pochi giorni all'anno. Abbiamo bisogno di riempire la città di Venezia, il mio sogno sarà di vedere a Venezia sede di una grande agenzia europea che porti intelligenza, che porti residenzialità, che porti un vissuto che Venezia ha perso in funzione di altre dinamiche. Questa casa, la casa della Fondazione, secondo me può essere la casa ideale per far partire queste nuove attività e queste nuove traiettorie. Lo facciamo tutti insieme, va fatta con la politica, va fatta con l'accademia, e noi come imprenditori ci siamo. Grazie. Grazie Presidente. Come dicevamo, la collaborazione è importante in queste progettualità e anche un po' per l'anima di Venezia la Camera di Commercio ha sempre svolto un ruolo fondamentale. Siamo quindi tutti interessati ad ascoltare la dottoressa Maria Raffaella Caprioglio, componente della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. Buongiorno, grazie. Ringrazio anch'io il Presidente Brunetta per aver organizzato questo evento e lo ringrazio per la passione, l'energia che sempre ci mette in tutte le sue attività e anche in questa Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che è un'istituzione alla quale la Camera di Commercio, quale socio cofondatore, ha creduto dall'inizio. Un evento che si inserisce all'interno del Salone Nautico Internazionale, che di per sé racconta il rilancio di questa città in chiave di sviluppo infrastrutturale, dicevamo di sostenibilità, di opportunità per le imprese, di lavoro. La Camera di Commercio di Venezia e Rovigo è made partner di questo salone, ma ha proprio creduto convintamente all'iniziativa del Salone Nautico e ricordo ciò che ha detto e ripete sempre il Presidente Zanon, che sono oltre 250 le imprese attive a Venezia e Rovigo nel settore della nautica. Rappresentano il 3,7% in ambito nazionale con 2.500 addetti. Dentro questo meraviglioso luogo in cui siamo c'è storia, c'è industria, c'è impresa, c'è innovazione, c'è lavoro, c'è anche il senso di quello che è la Camera di Commercio. Quello che ci offre questo salone è una nautica sempre più moderna, attenta ai valori della sostenibilità ambientale, per le tecnologie costruttive, la motorizzazione, che guarda con convinzione alle propulsioni alternative. Se ne è parlato a lungo e voglio dirlo anch'io, a breve appunto arriveranno le prime imbarcazioni fuel cell per il trasporto dei passeggeri e con le emissioni ad acqua in atmosfera zero, quindi con un'autonomia importante. La Camera di Commercio ha supportato il Comune nella realizzazione dell'hub per l'idrogeno verde, di cui è stato
già detto dal nostro sindaco, ma il sistema camerale sostiene anche lo sviluppo di start-up innovative, perché questo è fondamentale proprio per portare in questa nostra città, per tenere, portare e riportare nuove intelligenze, freschezza, innovazione, entusiasmo, passione. Anche nel settore marino, per applicare le nuove tecnologie digitali, evidentemente l'intelligenza artificiale, ad esempio nella robotica sottomarina applicata al monitoraggio ambientale, oppure ancora quelle aziende della nautica che contaminano le loro produzioni per il settore aerospaziale. È stato ricordato dal Presidente Carraro l'importantissimo evento della Space Economy per l'utilizzo di materiali, dove vengono utilizzati materiali innovativi, ingegnerizzati per l'aerospazio. L'abbiamo ricordato proprio pochi giorni fa. Questa è un'altra innovazione, posso dire anche del nostro territorio, al quale guardiamo con grande speranza. Sono declinazioni di un settore in pieno sviluppo, capace di usare la tecnologia, materiali innovativi e che generano e genereranno futuro, nuove competenze, nuove professionalità, aprendo nuovi mercati del lavoro e nuovi ambiti formativi per i giovani, tema personalmente che mi è molto caro. E la Camera di Commercio in questa occasione ha voluto ancora mostrare la forza e la resistenza e la resilienza delle nostre imprese. Sicuramente non posso non citare l'attenzione con la quale la Camera di Commercio guarda alla ZLS, e anche su questo insomma, faremo e abbiamo fatto la nostra parte. Il sistema camerale ha un ruolo centrale nella gestione del ZLS, evidentemente assieme a Confindustria e tutte le autorità coinvolte, e dedicheremo un portale proprio dedicato che sarà l'interfaccia per l'utilizzo vero e concreto di questa importante infrastruttura. Quindi un sistema camerale vicino alle imprese sempre, per accompagnarle anche in questa, nella twin transition, quindi digitale e green. Molti sono i progetti che la Camera dedica alla rigenerazione urbana, partecipando ai bandi della città metropolitana di Venezia. Ecco, insomma, molte sono le cose, io non mi voglio dilungare oltre, abbiamo sentito importanti testimonianze e credo sia significativo dire e sottolineare anche con questo mio intervento come tutte la parte pubblica e privata siano unite in un unico obiettivo, e questo di solito è la chiave per arrivare a dei risultati concreti. Quindi l'innovazione, lo ripeto, è stata sicuramente dimostrata in maniera significativa in questo Paese, quello che sa fare questo Paese attraverso il MOSE. Io credo che possiamo esprimere oggi davvero una forza inedita, attivare opere fondamentali, rinnovare le infrastrutture, costruire nuove matrici di sostenibilità. Potremo riuscirci tenendo assieme una rete di relazioni, di connessioni e di rapporti che la storia di Venezia insegna e che sono state davvero le radici di questa nostra grande comunità. Grazie. Grazie. Grazie a tutti i rappresentanti delle istituzioni per questo primo panel ricco di spunti certamente interessanti e utili anche per avviare la successiva fase di questa giornata in cui parleremo di infrastrutture. Abbiamo infatti detto che uno dei temi centrali per l'integrazione di Venezia e il suo ruolo auspicato è proprio quello dell'integrazione anche delle infrastrutture. La mia presenza qui oggi nasce anche da questa esigenza. Sono un socio di PricewaterhouseCoopers, che è uno dei cofondatori della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, dove mi occupo di servizi dedicati al mondo delle infrastrutture. Quindi per me oggi è un piacere poter interagire su queste tematiche con gli ospiti e i relatori che chiamo qui sul palco. Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, il presidente Fulvio Lino Di Blasio, l'ingegner Davide Bassano, direttore per la sostenibilità del gruppo SAVE,
l'amministratore delegato di Concessioni Autostradali Venete, l'ingegner Maria Rosaria Campitelli, l'amministratore delegato di Movion, Gruppo Autostrade per l'Italia, ingegner Lorenzo Rossi, l'amministratore delegato Gruppo Team Olivetti, il dottor Kwang Jong-in, un applauso di incoraggiamento. Gli ospiti istituzionali e gli illustri relatori di poco fa hanno introdotto un tema centrale, in un momento focale in cui si parla spesso di resilienza, si parla di sostenibilità, ponendo l'accento soprattutto sul ruolo che la tecnologia e l'innovazione giocano in questo momento, a Venezia come in realtà in tutta Italia e in tutto il mondo. All'interno del contesto veneziano sono in atto una serie di progettualità che vanno esattamente in questa direzione e perseguono questi sfidanti obiettivi. Certamente l'autorità portuale ha un ruolo centrale in questo, perché è da anni ormai che si trova concentrata su tematiche che hanno avuto risvolti innovativi anche nell'approccio al territorio con il coinvolgimento degli stakeholders, e che mi portano oggi a chiedere alla Presidente qui presente come l'autorità del sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale interpreta l'innovazione per contribuire allo sviluppo sostenibile del sistema portuale e di Venezia al contempo. Grazie. Grazie. Se posso mi alzo che sono sprofondo nella poltrona, chiedo scusa. Prego, se vuole c'è anche il Ah, sì, ok. Allora, insomma, ringrazio la Marina Militare, ringrazio la Fondazione, il Sindaco prima ha parlato di accoglienza, io mi sento uno di quei foreigners che la Biennale quest'anno mette sotto osservazione e dedica grande attenzione. Insomma, io sono arrivato a Venezia esattamente 3 anni fa, quando fui nominato dall'allora ministro Giovannini d'accordo con il presidente Zaia, e venni subito, ancora prima di essere nominato, a conoscere ovviamente il sindaco e le varie istituzioni. E il tema dell'innovazione, questo abbiamo messo una foto del nostro POT, il nostro piano operativo triennale, perché quando preparavamo la presentazione anche con Price, c'è stato: ma che cos'è per voi l'innovazione? Abbiamo deciso di non andare solo a parlare di tecnologia, solo a parlare di quali come dire, tecniche costruttive mettiamo in campo, ma abbiamo deciso di raccontarvi in questi 6 minuti come l'autorità di sistema, in un contesto veramente competitivo ma anche difficile. Sono stato in questi giorni a Rotterdam e ad Anversa, e ai colleghi di Anversa, che ci hanno descritto il loro porto che è il terzo in Europa, che quindi la descrizione dei cui traffici ci fa arrossire, quando abbiamo raccontato le complessità che abbiamo nel lavorare all'interno di un ambiente diciamo anche così delicato come quello lagunare, devo dire, hanno convenuto sul fatto che le nostre sfide sono altrettanto difficili da seguire. Ma come abbiamo fatto? Cominciamo con la laguna. Noi abbiamo deciso, abbiamo investito delle risorse in realtà comunitarie per fare un progetto che desse evidenza di come l'elemento localizzativo, cioè il fatto che il porto di Marghera, il sistema portuale del Veneto, prevede Venezia centro storico, Porto Marghera, Canale di Malamocco e poi Chioggia. Lavorare all'interno di questo ambiente delicato vuol dire introdurre una prospettiva di analisi embedded, cioè ogni qualvolta tu vai a fare una progettazione o vai a fare uno studio di fattibilità, devi avere l'ambiente lagunare come un elemento, un dato, un elemento progettuale, ma non basta. Devi avere la piena consapevolezza di come le tecnologie di analisi possono essere di ausilio
alla comprensione dell'effetto di quello che stai facendo all'interno della laguna. Con il progetto Channeling, che è durato 2 anni, siamo andati ad associare dei fenomeni di simulazione della navigazione con dei modelli matematici che ci hanno consentito di fatto di andare a identificare un mix di soluzioni che servono da un lato a garantire la sicurezza della navigazione, dall'altro a conoscere e quindi a ridurre al minimo l'impatto che la propagazione delle navi all'interno del canale di Malamocco può avere sull'ambiente lagunare. Questo è diventato fin da subito, cosa molto interessante, durante il progetto è già diventato norma. La Capitaneria ha adeguato alcuni regolamenti relativi alla velocità delle navi, perché quello era uno dei modi per mitigare l'impatto, ma nella progettazione che io ho fatto come commissario di governo per le grandi navi, perché io ho anche questo ruolo, abbiamo tenuto conto che la morfologia delle protezioni che vanno costruite all'interno, cioè lungo il canale del Malamocco, deve rispettare un po' una morfologia barrenale e quindi deve essere quanto più possibile double use, no? Rispettare la sicurezza ma anche evitare la propagazione. Questo è un esempio che ci ha consentito appunto nei bandi che abbiamo poi pubblicato come commissario, che ovviamente incontrano una grandissima perplessità e anche grande opposizione da parte di tutta una serie di associazioni, come dire, memori di un periodo di grossa difficoltà a dialogare. Abbiamo introdotto elementi che ci consentono di operare e di progettare con grande attenzione a questi aspetti. Questo era un primo elemento. Il secondo elemento che abbiamo invece più progettuale, abbiamo ottenuto 90 milioni di euro da parte del PNRR e li abbiamo dedicati ad un altro tema che è molto sensibile all'interno di questo sistema portuale, ovvero come garantire la possibilità di fare l'onshore power supply, quindi l'alimentazione diretta delle navi elettrica sulle nostre banchine, e abbiamo pubblicato dei bandi sia per gli ormeggi di Venezia, città storica, sia per Canale Nord lato nord, sia per Marghera, sia per Fusina. Altro elemento di raccolta degli stimoli del primo panel, il coraggio. Canale Nord lato nord è uno dei siti in cui la legge commissariale ha indicato che vada costruito gli ormeggi per le navi da crociera. Qui noi abbiamo dovuto armonizzare strada facendo 2 livelli di progettazione che erano, come dire, non erano allineati dal punto di vista della tempistica, ma siamo riusciti a farlo e ci stiamo assumendo ovviamente delle grandi responsabilità in un ambiente dove gli interessi sono assolutamente confliggenti, perché la norma ha di fatto distrutto un settore e creato la possibilità di un'alternativa ma senza un processo di transizione vero e proprio, e quindi stiamo anche affrontando questa cosa. Tutto ciò, e quindi questo è un ulteriore elemento che metto sul tavolo in termini di innovazione, ma innovazione rispetto alla baseline dell'autorità di sistema, è il confronto. Cioè abbiamo sempre cercato di fare l'adeguamento della nostra strategia, la revisione del regolamento del demanio, che abbiamo fatto in modo molto rigido, addirittura attirandoci le antipatie delle associazioni nazionali dei terminalisti, salvo poi avere, anche per il contesto che si è creato nel nostro sistema, il riconoscimento che è meglio rigidi perché è una garanzia di regole chiare per il futuro per i nostri concessionari portuali. E per esempio abbiamo cominciato a dialogare sul tema del waterfront, che è un tema molto divisivo, ma lo è diventato proprio perché l'ecosistema spesso e volentieri non è abituato, non ha adeguati strumenti per comprendere che quando li chiami ad un tavolo non è per una proposta, ma perché tu veramente hai bisogno di contributi, veramente hai bisogno di una fattiva, no? Si parla di co-creation. Però va ovviamente riconosciuto che il ruolo di chi tiene le fila è quello di chi ha noi siamo un'istituzione, non siamo un ente politico, quindi abbiamo il dovere di gestire al meglio e valorizzare le aree demaniali. Quindi un'innovazione nel nostro caso è stato il modo in cui poniamo sul tavolo, il modo in cui recepiamo delle indicazioni. Ma c'è un altro elemento che pongo sempre nel nostro racconto. Come
come percorso di transizione verso un modello crocieristico alternativo, noi abbiamo tendenzialmente cambiato sulle basi di un percorso che però ha definito una norma. A un certo momento una norma ha definito, ha stabilito dei limiti dimensionali stabiliti con modalità più, diciamo, di pancia che tecniche e scientifiche, però di fatto il governo a un certo punto ha deciso di mettere dei limiti all'accessibilità alla stazione marittima attraverso il canale della Giudecca e quindi ha individuato ulteriori cosiddetti approcci diffusi. E questo percorso che abbiamo fatto con una struttura commissariale, ma anche in questo caso con grandi difficoltà, ha consentito quindi di individuare e quindi di raccontare un modello che ha comunque, dopo il periodo di grande di interruzione, portato a circa 500.000 passeggeri, è vero, a fronte di quasi 2 milioni degli anni precedenti, ma credo che anche nella norma stessa fosse insito un po' un concetto di ridimensionamento. Qua si è parlato di gestione della pressione turistica, quindi non di blocco. L'importante è cercare di gestire. Questo è il sistema diffuso che abbiamo messo in campo, attuando la norma e che stiamo mettendo, ma anche qui non basta, e quindi noi abbiamo l'obbligo, e quindi l'abbiamo fatto con un concorso di idee che va ad esplorare la possibilità di un bando di un porto al di fuori della laguna, concorso di idee che, data la complessità, ha avuto varie vicende, ricorsi vari, ma l'abbiamo riaperto. Quindi nel momento in cui operiamo una soluzione transitoria che non è incompatibile con il futuro, perché i tempi di gestione delle richieste del settore sono tali che abbiamo già adesso delle prenotazioni per il 2026, quindi bisogna in un periodo intermedio garantire nella sicurezza una soluzione di questo tipo, ma lo sguardo al futuro è tale che noi abbiamo il dovere di indagare cosa e come gestire il sistema della portualità all'esterno della laguna, senza però introdurre il concetto del bloccare il porto, perché è un sistema economico in cui operano migliaia di imprese che danno lavoro a oltre 20.000 persone. Quindi il discorso che quindi vado a chiudere per rispettare le tempistiche che volevo introdurre era proprio quello di vedere come nel nostro caso abbiamo riflettuto su che cosa significasse cambiare rispetto al proprio livello, alla propria capacità di innanzitutto di formulare, di riconoscere il proprio bisogno di innovazione proprio del proprio ecosistema e quindi di mettere in campo nei vari settori della programmazione, della progettazione, della condivisione e da ultimo della prospettiva di un settore che è stato in modo molto bruscamente toccato, mettere qualcosa di nuovo che potesse cambiare le cose e non farle rimanere sulla carta. Grazie Presidente. È sicuramente un grande tema immaginare Venezia come città integrata, come città facilmente accessibile ma al contempo sostenibile. Però, come anche il Presidente Brunetta diceva in apertura, le sfide sono sfide ma non sono impossibili. E sono tante le parti coinvolte in questo processo di trasformazione dove indubbiamente l'aeroporto svolge un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto concerne l'integrazione e la raggiungibilità agevole della città da parte di passeggeri provenienti da tutto il mondo, ma anche da tutta Italia e da parte degli stessi veneziani. Ho il piacere quindi di introdurre l'ingegner Davide Bassano che ci parlerà dell'ambizioso piano e degli ambiziosi stanziamenti per la sostenibilità da parte di SAVE e di come questi stanziamenti si prefiggono l'obiettivo di contribuire alla integrazione di Venezia da una parte e dall'altra a questa importante sfida verso la sostenibilità. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, apro una brevissima parentesi per spiegare anche un po' il contesto con cui questo piano di sviluppo aeroportuale, che ha questi impegni economici particolarmente ambiziosi, nasce. Prima del Covid sul settore del trasporto aereo si è verificata e attuata una pressione fortissima per quanto dal punto di vista anche delle emissioni di gas climalteranti. Il
business trasporto aereo concorra per comunque quote marginali di 5-7 punti percentuali, in realtà il trend di crescita del trasporto aereo è fortissimo, quindi la reazione da parte di tutti gli operatori, compagnie, aeroporti, operatori aeroportuali è stata quella di cominciare a preoccuparsi di rispondere con delle azioni. Dopo il Covid l'accelerazione è stata ancora più forte, quindi di fatto sia le compagnie che gli stessi scali, ma questo a livello internazionale, stanno bruciando le tappe per cercare proprio di cambiare pelle e trasformare gli aeroporti e il settore del trasporto aereo in una modalità di mobilità che sia evidentemente in linea e coerente con le aspettative che in questo momento credo la comunità internazionale si aspetta. A questo si è aggiunto anche l'impegno a livello internazionale di decarbonizzare completamente il trasporto aereo entro il 2050, impegno che hanno assunto tutti, ripeto, compagnie e aeroporti, nel 2019 peraltro in sede ACI Europe, e quindi anche noi nella condizione di immaginare l'aeroporto del futuro abbiamo dovuto, lo dico con estrema anche sincerità e franchezza, pensare a in maniera imprescindibile immaginare un aeroporto che funzionasse in un contesto, come dire, economico e socio-economico di questo tipo, pensando all'aeroporto di Venezia, in particolare in una posizione particolarmente delicata e vulnerabile, quale è in fregio alla laguna, e che peraltro oggi probabilmente non esisterebbe nemmeno, perché arriva dagli anni 50, è un'opera anche di ingegneria ammirabile che poi in realtà ha consentito di prosperare. Quindi in questo obiettivo di sviluppo, in questo lavoro di sviluppo dello scalo, abbiamo non immaginato come core, come elemento centrale, quello della crescita dal punto di vista dei passeggeri, ma piuttosto quali fossero le azioni strategiche che consentissero all'aeroporto di perseguire la propria crescita in termini di network di passeggeri e di visitatori in una forma sostenibile, quindi compatibile con il contesto ambientale e territoriale nel quale l'aeroporto si inserisce. Ne è nato questo piano che va al 2037, quindi sono circa 15 anni di piano di sviluppo dello scalo, con una crescita dei passeggeri in realtà relativamente conservativa e prudente, che porterà lo scalo a circa 21-22 milioni di passeggeri. Oggi l'aeroporto di Venezia ne fa circa 12, un po' meno di 12, ma soprattutto è pienissimo, è denso, è fitto di soluzioni anche ingegneristiche e progettuali piuttosto interessanti. Peraltro, da questo punto di vista, in realtà prosegue un percorso che, se non così maturo e consapevole, aveva già nella precedente pianificazione aeroportuale degli elementi che oggi connotiamo come sostenibili. Noi abbiamo già delle soluzioni, recuperiamo l'acqua per esempio, tutti i bagni del terminal utilizzano acqua di recupero, i blocchi igienici delle toilette, abbiamo una quota di energie rinnovabili, abbiamo un impianto pneumatico per il trattamento dei rifiuti, che sono, come dire, delle soluzioni e degli inizi, delle partenze di opzioni progettuali e soluzioni di sviluppo aeroportuale che poi in questo piano hanno trovato maturazione e compimento. Uno degli aspetti anche interessanti è quello legato, se ne è accennato in precedenza, all'intermodalità. Proprio in queste settimane, in questi mesi è partito il cantiere del collegamento ferroviario dell'aeroporto con l'alta velocità, che è un intervento importantissimo per lo scalo, perché risolve una condizione di accessibilità abbastanza penalizzante oggi e che consentirà infatti di avere un aeroporto collegato col network dell'alta velocità, unico esempio in Italia, e che peraltro pone lo scalo di Venezia almeno all'altezza in termini di standard di servizio ai migliori scale europee. Pensiamo a Parigi, Amsterdam, che sono da decenni un esempio da questo punto di vista. All'interno di questo progetto si è parlato anche di intermodalità, ci sono altre soluzioni, una riconfigurazione dei layout della parte aeroportuale che privilegia magari modalità di accessibilità allo scalo che privilegiano appunto le basse emissioni. Faccio degli esempi anche banali, per esempio la parte di trasporto pubblico avrà una sua connotazione centrale baricentrica, in modo che la prima offerta del passeggero che arriva sia quella effettivamente di utilizzare queste modalità di trasporto. E mi
Mi preme ricordarlo, uno degli obiettivi forse più sfidanti di questo piano è quello di essere emissioni nette zero entro il 2030. Ricordavo che l'impegno del trasporto aereo al 2050, in realtà come SAVA e come aeroporto di Venezia, che è un po' diciamo la vetrina, lo showroom del gruppo di aeroporti che gestisce il gruppo, abbiamo deciso di accorciare questo termine dal 2050 al 2030. Devo dire, avendo partecipato al progetto che ha sviluppato poi il piano di sviluppo e le soluzioni sostenibili, si è gettato in quell'occasione il cuore oltre l'ostacolo, senza avere ben chiaro quello che fossero le implicazioni di questa scelta, e che poi in realtà è stato uno stimolo per sviluppare poi soluzioni progettuali che soddisfacessero appunto a questo obiettivo strategico per l'azienda. Quindi il fatto di dismettere completamente i combustibili fossili e passare a fonti di energia rinnovabili, sia per quanto riguarda il funzionamento dello scalo che per quelli che sono tutti i temi legati alla mobilità. Quindi all'interno del piano ci sono soluzioni per la produzione di energie rinnovabili che sostituiscono completamente quelli che oggi sono le soluzioni che usano combustibili fossili tradizionali. Velocissimo, mi preme ricordare anche un altro elemento che credo contraddistingua lo scalo e questo piano di sviluppo, perché ha una connotazione, se volete, anche rispetto a piani di sviluppo aeroportuali che connotano appunto Venezia per questa particolarità, è quella legata agli interventi a vantaggio del territorio e delle comunità. Nelle disponibilità di SAVE ci sono una serie di aree abbastanza estese e in parte verranno utilizzate per la produzione di energie rinnovabili, ma una parte, quasi 2/3 di fatto di quelle disponibili, per la realizzazione di progetti a vantaggio del territorio. Cosa significa? Sono aree dei corridoi ecologici, ecco, aree ambientali di particolare tutela che non ne prevedono la fruibilità e che dovrebbero restituire comunque alle aree circostanti all'aeroporto la possibilità che la flora e la fauna locali possano trovare aree di rifugio, quindi delle oasi, come dire, di riserve faunistiche e diversamente, con lo stesso scopo ma in maniera esattamente opposta, privilegiare e valorizzare delle aree perché possano diventare occasioni di contatto dell'aeroporto col territorio per sviluppare lavori e iniziative sui temi della sostenibilità, laboratori didattici piuttosto che iniziative con le scuole, con le comunità locali, con i comitati locali, e che quindi possano in qualche modo trovare una piattaforma comune di dialogo e di rapporto tra aeroporto e territorio. Peraltro lo ricordo perché il materiale è disponibile per chi avesse voglia di consultarlo. Noi ancora un anno fa abbiamo sostenuto un dibattito pubblico in cui pubblicamente l'aeroporto è stato presentato con tutti i suoi progetti e tutte le analisi e le valutazioni, tutti i documenti e anche materiali video e audio e tutto quello che è stato raccolto durante queste presentazioni sono disponibili su un sito che è Dibattito Pubblico Aeroporto di Venezia, basta cercarlo e si accede e il materiale è lì. I prossimi passi sono quelli, tra qualche settimana, di presentarlo al Ministero dell'Ambiente per la consueta procedura approvativa di valutazione di impatto ambientale e poi insomma speriamo di poterlo realizzare. Grazie, grazie mille. Questa Venezia che si raggiunge via aria, via mare e via terra, una città che merita di essere raggiunta e che oggi vuole posizionarsi a livello mondiale come un modello per la sostenibilità, proprio anche grazie alla trasformazione digitale e tecnologica che sta accompagnando le diverse progettualità di cui oggi sentiamo parlare. Non da ultime le progettualità che Concessioni Autostradali Venete sta portando avanti negli ultimi anni con cospicue investimenti e iniziative dedicate proprio alla trasformazione digitale, al tema dell'asset management e quindi del monitoraggio dinamico delle infrastrutture, al tema del data management, i dati come petrolio, come importante fonte di informazioni per la gestione autostradale con l'utente al centro, e Hypertransfer, di cui spesso si sente parlare, che accende la curiosità dei più. Ringrazio l'amministratore delegato Maria Rosaria Campitelli di Concessioni Autostradali Venete per quanto potrà condividere a questo proposito.
Io intanto ringrazio tutte le istituzioni venete per aver creato questo grande momento di confronto che è Fondazione, e ringrazio questo Veneto che mi ha accolta, che ha in sé proprio il gene dell'eccellenza, e questo si percepisce, devo dire, sia dalle grandi cose che vengono fatte a Venezia e nel Veneto, ma anche da tutte le piccole e medie realtà con cui veniamo costantemente a contatto per il nostro processo di avanzamento, e che certamente hanno proprio una spinta in più rispetto al resto. CAV la conoscete benissimo, è la CAV che voi percorrete quotidianamente in A4, A57, Passante di Mestre e Raccordo Marco Polo. CAV ha fatto un grande viaggio in questi ultimi anni, ma non vi starò qui a tediare sulle tecnologie che ha messo in piedi per essere fra le prime infrastrutture ad avere una governance diversa, ma soprattutto su cosa sta lavorando per attuare questa governance diversa, e sulla sua rete, ma anche sulla rete regionale veneta, in stretta collaborazione con la Regione del Veneto, che è il nostro socio al 50%, e con ANAS, che è l'altro nostro socio. Noi abbiamo, forse quando la percorrete da utenti non vi rendete conto di cosa succede in termini immateriali sull'autostrada, ma l'autostrada è dotata di una grandissima piattaforma informatica che permette di ricevere e di inviare dati, purtroppo per il momento non per nostro volere, solo ed esclusivamente sui messaggi a pannello variabile, per fare una gestione completamente diversa dei flussi di traffico e dell'infrastruttura stessa. Diversa come? Diversa perché dà un'informazione continua e quindi rende questa infrastruttura più sicura e più sostenibile, soprattutto. Più sicura perché? Perché le tecnologie di cui CAV si è dotata oggi sono in grado, consentitemi il termine, di fare in autostrada una gestione a guida vincolata. Ecco. E questo perché è molto importante? Perché questo permette di gestire l'evento particolare, che può essere la coda o che può essere l'incidente e quindi la coda in funzione dell'incidente che c'è stato, ma soprattutto permette di aumentare la capacità andando a ritoccare la velocità, e soprattutto permette di aumentare la capacità in termini virtuali, ovvero senza allargare le nostre autostrade. Questo per le autostrade del Veneto è un tema importantissimo, perché parliamo di autostrade su cui transitano 100.000 veicoli giornalieri medi. Allora, cosa si vuole fare? Fare la quarta corsia? Fare la quinta corsia? No. Non è questo l'approccio al territorio. L'approccio al territorio è quello di avere un'autostrada che viene gestita in termini diversi, sia per i leggeri ma soprattutto per le merci. Adesso non vi voglio tediare, noi abbiamo circa il 20-22% di merci in attraversamento. Che vuol dire in attraversamento? Che non si fermano nel nostro territorio ma vanno oltre.
perché come giustamente diceva il professor Brunetta, noi siamo un hub e siamo un hub anche in questo, direi che siamo proprio un interporto lineare da questo punto di vista. E quindi tutto questo va gestito in termini completamente diversi da come lo abbiamo gestito fino adesso. Oggi sia la tecnologia che la legislazione, almeno in parte, ci permette di farlo e quindi dobbiamo andare avanti su questo cammino. Noi su questo stiamo facendo, questa cosa è nel piccolo di alcuni eventi, e mi riferisco alle gare olimpiche piuttosto che alle gare ciclistiche, al Giro d'Italia. Questo è già realtà, nel senso che c'è un'integrazione completa fra i gestori autostradali e non, con anche una serie di protocolli su come comportarsi in alcune situazioni. E non dimentichiamo che il modello trasportistico che c'è dietro ad ognuna delle scelte che vengono fatte è per certi versi molto più importante dei 1000 sensori e delle 1000 telecamere che noi mettiamo sulle nostre infrastrutture, perché se non c'è dietro un disegno di come vogliamo veramente gestire l'infrastruttura, tutti questi investimenti e tutta questa tecnologia in realtà non ci portano a nulla. Stiamo sperimentando poi con Regione Veneto, perché siamo, diciamo, il loro braccio operativo, stiamo mettendo in piedi, abbiamo messo in piedi l'hub della mobilità e stiamo mettendo in piedi il MAS. Cosa significa questo? Significa in parte riportare le tecnologie che noi abbiamo in campo urbano, quindi sulle strade non a pedaggio, sulle strade regionali, ma fino ad arrivare ai parcheggi, perché sono un elemento fondamentale, all'individuazione di una serie di interscambi fra strada, ferrovia e ovviamente aeroporto, elemento fondamentale del nostro territorio. E quindi, diciamo, questo passaggio, cosa stiamo cercando di trasferire noi a Fondazione? Questa nostra esperienza di passaggio dal campo autostradale, molto più semplice per certi versi di quello urbano, al campo urbano, con un fortissimo esempio di integrazione modale, perché è l'elemento fondamentale che ci permetterà di gestire il campo urbano in una formula un po' diversa e quindi di arrivare a una maggiore sostenibilità. Poi vi potrei citare, noi come CAV abbiamo una grande attenzione, ad esempio la nostra decarbonizzazione è fatta di due momenti, quello sulle acque e quello sulla pollution. Fra l'altro sull'asfalto i due momenti si integrano. Diciamo che quello sulle acque siamo riusciti a risolverlo molto più semplicemente, perché il nostro sistema è dotato di vasche, fra l'altro regolabili da remoto in caso di sversamenti accidentali e diciamo inquinanti, e soprattutto dotato di un sistema che ci permette di pulire l'acqua e di mandarla sul terreno e quindi poi in falda pulita. Quindi questo è un processo che noi facciamo. Molto più difficile invece è il processo di pollution e del carbone che noi produciamo quotidianamente espletando il nostro servizio e con
le autovetture pesanti e leggere che percorrono la nostra rete, e per questo stiamo disperatamente, dico disperatamente perché non è facilissimo, cercando di impostare una sperimentazione di barriere antirumore che abbiano duplice o triplice obiettivo, e quindi questo lo portiamo avanti. Ma CAV, come diceva l'avvocato Fosci, ha guardato, magari un po' velleitariamente, ma si sta impegnando su questo moltissimo, ha guardato anche più avanti al futuro. Come? Mettendo in piedi un partenariato pubblico-privato, e siamo ai primi passi perché siamo nella fase di fattibilità del sistema, la propulsione abbia un basso impatto energetico, perché questo permetterà nel tempo di cambiare i trasporti del futuro e quindi di uscire da un sistema ad altissima, non solo ad altissima, molto energivoro, ma molto inquinante. Quindi questo è il cammino che noi stiamo facendo e che molto volentieri, a mano che andiamo avanti nelle nostre sperimentazioni, mettiamo a disposizione di tutti, di tutto il territorio, nell'ambito di fondazione. Un'ultima cosa importante: in questo noi abbiamo una grossissima limitazione rispetto ad altri sistemi di trasporto, che io spesso, come dire, abbiamo un po' un terzo incomodo, nel senso che l'automotive, noi non possiamo incidere sull'automotive, e questo è un elemento pesante e anche limitante nelle scelte che le aziende fanno per il futuro. Ho con molto piacere oggi sentito parlare anche di idrogeno, perché uno, e qui ho il mio collega accanto di Movion, uno dei problemi più importanti che noi avremo è come nel futuro l'Università di Padova e quant'altro, è uno degli elementi. Abbiamo fatto una serie di richieste, una di le sintetizzo, una di normalizzazione e standardizzazione, ma soprattutto abbiamo lanciato un po' un grido di dolore sul tema di dove vanno i veicoli, perché quello per noi è un elemento determinante di tutto il sistema. Io vi ringrazio molto e spero di non avervi tediato con le nostre tecnologie. Grazie. È certo che per essere ambiziosi uno sguardo al futuro, più di uno sguardo al futuro, si debba dare, e indubbiamente la tecnologia in questo gioca un grande ruolo, ma solo se la tecnologia a sua volta viene abilitata dall'intelligenza dell'uomo, che ha visione e soprattutto vede un mondo integrato. Movion è impegnata in diverse progettualità che hanno come obiettivo proprio quello di unire e quindi generare una coesione sociale, le città con le autostrade, gli utenti al centro di un viaggio confortevole, semplice, dove la tecnologia è uno strumento grazie al quale tutto questo può accadere, grazie a un disegno integrato che è alla base dell'osservazione. Chiediamo quindi all'ingegner Lorenzo Rossi, amministratore delegato Movion, Gruppo Autostrade per l'Italia, di raccontarci quali esperienze Movion sta facendo in questo senso, in città magari anche analoghe a Venezia. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto, chi è Movion? Movion è una società, è il polo tecnologico di Autostrade per l'Italia, del gruppo di Autostrade per l'Italia. E Movion è una società che produce, ha una mission molto
semplice da annunciare, produce tecnologia per la mobilità. E questo lo facciamo da sempre. Io personalmente sono un ingegnere elettronico e lavoro nella tecnologia da più di 15 anni, nella mobilità. La tecnologia deve avere 3 caratteristiche, soprattutto al giorno d'oggi: deve essere semplice, deve essere sicura e deve essere sostenibile. Tutto questo lo facciamo e alla fine l'utente finale, chi la usa la tecnologia, non se ne accorge nemmeno. Come dicevano anche chi mi ha preceduto, ad esempio, partiamo dalle cose anche più semplici per fare degli esempi. Chi di voi viaggia e prende l'autostrada per andare da Milano a Trieste, quindi attraversa l'Italia orizzontalmente, non sa che sta attraversando 4-5 concessionarie autostradali diverse. Eppure è completamente trasparente questo, perché si prende il biglietto a Milano e si paga a Trieste, ma non è un problema dell'utente distribuire il pagamento per tutte le 5 concessionarie che uno ha attraversato, anzi non ci se ne accorge nemmeno. A maggior ragione se si pensa alla tecnologia. Movion è stata la prima azienda, Movion è abbastanza invisibile perché è stata la prima a inventare il dispositivo che oggi si mette a bordo dell'auto e che permette di passare alzando la sbarra senza automaticamente al casello. Sono tutte tecnologie invisibili che non vengono percepite, quindi che servono all'utente, ma che diventano talmente perfette, talmente funzionanti, che poi alla fine scompaiono, semplicemente se ne vede l'effetto. E soprattutto al giorno d'oggi io credo che la tecnologia e il beneficio per l'utente si raggiunga con una parola fondamentale, che è la cooperazione. Non possiamo semplificare e far sì che la tecnologia diventi così invisibile non sarebbe bello per ciascuno di voi che la stessa esperienza di guida che sia fluida dal punto di vista della trasparenza di cosa si attraversa in autostrada la si avesse anche da quando si parte da casa dall'origine a destinazione. E questo è possibile, certo che è possibile, la tecnologia è tendenzialmente la stessa. Non è che dobbiamo fare delle grosse invenzioni tecnologiche, dobbiamo cooperare e rendere possibile questa fluidità anche quando si entra, ad esempio, in una città. A maggior ragione in una città come Venezia, dove diventa fondamentale lo scambio modale. A Venezia non si va con la macchina, ma c'è l'aeroporto, ci si arriva o con l'aeroporto o ci si arriva via mare. Quindi lo scambio in cui il veicolo si trasforma in un altro oggetto, in cui la persona fisica che sta dentro il veicolo cambia tipo di trasporto, a Venezia è una realtà importante come non mai. E nel momento in cui, questo non vale solo per le persone fisiche, quindi per gli utenti, per i veicoli leggeri, per le macchine, ma vale a maggior ragione per le merci. Anzi, per le merci è ancora più importante riuscire ad ottimizzare il traffico in modalità end-to-end che non per le persone, perché il tempo per un trasporto merce è veramente denaro. Quindi la capacità di cooperare e la capacità di rendere fluido il traffico origine e destinazione è ancora più importante in una nazione come l'Italia, dove, pensate, in Italia più che in tutte le altre nazioni d'Europa il 90% del trasporto merci viaggia su gomma. Quindi le autostrade, le strade sono un elemento essenziale per la vita di questo Paese, ma qualunque trasporto merci su gomma non esce al casello, dal casello va a destinazione. Quindi il concetto di smart road, di cui tanto si parla, e di smart city, alla fine sono una parola sola, sono una smart mobility. E
la capacità di cooperare si vede anche quando, uscendo dal casello, si deve necessariamente cooperare con soggetti che non sono all'interno dell'autostrada, la tecnologia la dominiamo, ma fuori dell'autostrada può essere che non ci sia più il veicolo, ci sia la persona fisica, perché ad esempio si muove e quindi si muove a piedi, si muove in treno, si muove, quindi cambia il mezzo di trasporto e il punto di interconnessione fra il veicolo e la persona diventa un elemento essenziale per la mobilità e diventa quindi essenziale cooperare con soggetti che molto meglio di noi hanno una tecnologia già preesistente per la gestione di qualcosa che è più vicino alla persona. Io penso agli apparecchi cellulari che ciascuno di noi ha e che contraddistinguono la persona, non il veicolo. Ed è per questo che un tema come quello della tecnologia sostenibile e semplice per gli utenti non può che essere affrontato in maniera cooperativa, in particolar modo anche con Quang, che è qui seduto accanto a me, con Olivetti. Stiamo già concretamente lavorando, ci siamo trovati in questo panel insieme, ma ci sono dei progetti a cui stiamo lavorando insieme per fare in modo che ci sia una transizione chiara, semplice per la mobilità, non solo a favore dell'utente, per semplificare la mobilità dell'utente, e concludo, ma anche per la resilienza. La mobilità non è solo un tema dell'utente che la usa, è anche un tema di chi la gestisce, del concessionario autostradale, dell'autorità pubblica che ha un problema: che le strade siano sicure, che i ponti stiano in piedi. Un ponte è un ponte, sia che sia in autostrada, sia che sia in ambito urbano, che una galleria sia sana e tutta la tecnologia che è trasparente a chi viaggia, che deve semplicemente essere certo che quando entra in una galleria c'è chi pensa alla sua salute. La tecnologia deve occuparsi anche di questo, perché la trasparenza della tecnologia a favore di chi gestisce l'infrastruttura è un elemento tanto essenziale quanto la semplificazione per chi la usa. Grazie mille. Grazie all'ingegner Rossi. Grazie anche per quella interessante frase magica che è la smart mobility, che ci permette di introdurre anche il prossimo tema. Perché la smart mobility è una visione integrata della mobilità, e la visione integrata della mobilità, tra i tanti temi, ha quello della sicurezza delle persone, garantita non solo grazie al buono stato di salute delle infrastrutture per il trasporto, ma garantita anche dalla capacità di osservare lo spazio in cui le persone vivono la loro esperienza. In questo momento Olivetti è impegnata in un importante progetto di urban intelligence per la città di Venezia. È interessante quindi comprendere come questo progetto sta portando dei benefici per la città e come contribuisce in questo senso alla concezione allargata di smart mobility. Grazie e buongiorno anche da parte mia. Venezia è di fatto una precorritrice di tutti i temi di smart city e di urban intelligence, grazie alla visione del sindaco Brugnaro che ha parlato poc'anzi. Già da diversi anni Venezia ha un'infrastruttura digitale d'eccezione, in particolare per quello che riguarda smart city e dei dati. Quando parliamo di sostenibilità, di smart city, di mobilità, è fondamentale, è imprescindibile per la tecnologia, l'abilitatore per eccellenza di tutti questi processi di trasformazione, e in particolare è fondamentale parlare di dati. I dati sono si parla del petrolio, no? del nuovo petrolio, perché è una fonte di ricchezza, però è anche l'unico mezzo che ci consente poi di misurare l'efficacia delle azioni che mettiamo in campo, anche se si parla di sostenibilità. C'è una citazione che uso frequentemente di Peter Drucker, che è un fondatore del management moderno, che dice in sostanza: if you can't measure it, you can't manage it. Cioè, se non lo sai misurare, non lo puoi neanche gestire, quindi non lo puoi neanche migliorare. Quindi se uno vuole migliorare la città e la sostenibilità della città, deve partire con la misurazione e con i dati in tempo reale. Ora, Venezia, si parlava dell'esempio di Venezia, è davvero all'avanguardia. La piattaforma che abbiamo a Venezia,
che è frutto di un partenariato tra Team Enterprise, tra cui quindi anche Olivetti, e la città di Venezia, appunto mette insieme tutta una serie di informazioni a servizio dell'amministrazione pubblica. Quindi alcuni dati li fornisce Team direttamente, come per esempio la localizzazione delle SIM sulla rete radiomobile, che permette di misurare i flussi delle persone che abitano Venezia, dei pendolari e anche dei turisti occasionali e non, per poterli misurare costantemente. Altri dati vengono direttamente dal comune, perché il comune ha già una serie di informazioni con sensori nei canali, con videocamere di sorveglianza e tutta un'altra serie di enorme mole di informazioni, e anche fonti esterne come per esempio i dati satellitari. Ora immaginate questa enorme quantità di dati che viene portata in un solo punto, in uno spazio sicuro, un cloud nazionale, e poi viene arricchito dall'intelligenza artificiale, che ormai tutti noi sappiamo si ciba di informazioni, ha bisogno di informazioni, si nutre di informazioni, no? E quindi questa enorme mole di informazioni viene macinata dai più sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale per fornire poi dei servizi. Possiamo riassumere, per semplificarla, in estrema sintesi, che l'intelligenza artificiale in questo caso lavora su 3 livelli. Il livello base è quello di organizzare questa enorme quantità di informazione, perché quando le informazioni sono troppe è come non averne, per restituire indicatori di sintesi efficaci. Sintesi che nel caso di Venezia arriva all'estremo, cioè un solo indicatore che risponde alla domanda di come sta la città in questo momento, con un indicatore da 1 a 10. Quindi il sindaco sa sempre come sta la città in quel preciso istante, grazie all'elaborazione di tutte queste informazioni. Poi chiaramente si può capire, sta male, sta bene, perché? È per il trasporto pubblico, per la congestione pedonale, è per il traffico acqueo, per il meteo, è per troppi turisti e così via. Però intanto si ha un indicatore di sintesi e poi tutte le sue ramificazioni. Il secondo livello dell'intelligenza artificiale è quello di prendere queste informazioni e proiettarle per il futuro. Attraverso l'analisi dei dati storici è possibile capire, oggi siamo a livello 8, ma tra 6 ore saremo a livello 5. Tra 24 ore saremo a livello 6. Questo si fa con un livello di precisione ormai veramente inimmaginabile fino a un po' di tempo fa. E questo permette all'amministrazione di prevenire i problemi, in qualche caso di evitarli, in qualche altro caso almeno di gestirli al meglio, perché si sa che questa cosa sta per arrivare tra 6 ore. Il terzo livello dell'intelligenza artificiale invece è quello che si chiama comunemente digital twin o gemello digitale, che permette quindi di avere una riproduzione digitale della città e di poter simulare scenari alternativi, come per esempio cambiare il corso di un mezzo pubblico o anche semplicemente simulare cosa succede a un certo livello dell'acqua alla città di Venezia, quindi la percorribilità delle strade, dei canali, per esempio sotto i ponti, che permette anche di studiare percorsi per mezzi di soccorso o per qualsiasi altra utilità pubblica, simulando il livello dell'acqua e vedendo da un punto di vista tecnico che cosa succede alla città. Questo permette di prendere decisioni informate in anticipo e anche poi di misurarne gli effetti successivamente. Quindi questi 3 livelli sono a servizio appunto della città per renderla più sostenibile, più inclusiva, per migliorare la mobilità. Noi abbiamo poi altri casi che non sono specifici di Venezia, sempre riguardo alla sostenibilità, come per esempio la misurazione dell'inquinamento delle acque attraverso immagini satellitari, quindi l'elaborazione anche qui con intelligenza artificiale, lo stato di salute delle vie ciclabili, che per esempio abbiamo a Milano, misurazione del livello di cementificazione di verde, anche questo ce l'abbiamo a Milano, o gemello digitale, quindi digital twin, per simulare il percorso degli agenti inquinanti attraverso gli spazi cittadini, e questo ce l'abbiamo a Catania per esempio. Quindi è innumerevole, no? Il numero di casi di uso che si possono attuare attraverso le tecnologie per migliorare l'inclusione e la sostenibilità delle città, non solo attraverso la mobilità, ma in generale attraverso insomma, tutti i vari fattori che influenzano la città. E quindi diciamo c'è da essere ottimisti, perché io quello che vi ho raccontato c'è già, cioè Venezia ce l'ha già da più di 3 anni e le altre città lo stanno implementando, quindi la tecnologia esiste. Serve però un po' di senso di urgenza nell'attuarle queste cose, perché altrimenti rimane appannaggio di pochi singoli esempi, ma questo beneficio lo si ha quando l'adozione è massiva. Ci sono tutti gli elementi,
a mio avviso serve che le pubbliche amministrazioni, l'amministrazione sia lungimirante e coraggiosa come è stata Venezia, perché è attraverso chiaramente la pubblica amministrazione se si riesce poi a implementare queste soluzioni, ci vuole coraggio. Le istituzioni devono fare la loro parte con i fondi, perché chiaramente questo deve alleggerire le casse il peso sulle casse delle città, attraverso i fondi, attraverso l'agevolazione delle norme per poter adottare queste tecnologie digitali. E un grande ruolo ce l'abbiamo certamente noi addetti ai lavori, che siamo quelli che devono portare la tecnologia. Noi dobbiamo unire i puntini e semplificare tutta questa tecnologia. Mi trovo molto con il discorso di Movion prima, dobbiamo renderla trasparente e in questo Team Enterprise ha un ruolo perché mette insieme cloud, cyber security, IoT, intelligenza artificiale e ovviamente le tecnologie di connettività per mettere tutto insieme e non scaricare sul tavolo dell'amministrazione locale le complessità nella gestione di questa tecnologia. Quindi da un lato dobbiamo semplificare, dall'altro sono molto d'accordo con Lorenzo quando parlava di cooperazione. Non dobbiamo cercare di prendere ognuno una fettina del profitto dietro a queste trasformazioni digitali, ma dobbiamo lavorare insieme. Ora, con Movion in particolare ci siamo ritrovati, tra virgolette per caso, su diverse municipalità, dove alla fine abbiamo visto all'atto pratico che la città non è isolata dal resto, quando si parla di dati, di tecnologia, ma vive attraverso le autostrade, i porti, gli aeroporti, le ferrovie, no? Che attraversano il territorio e portano merci e persone da e verso la città. E quindi attraverso la cooperazione con le tecnologie che sono intorno alla città che si rende ancora più sostenibile, ancora più diciamo godibile una città. E poi abbiamo scoperto che anche le aziende che lavorano in queste altre infrastrutture hanno competenze complementari con chi invece lavora nelle città e quindi attraverso una cooperazione che si può amplificare l'effetto di queste tecnologie. Però in sintesi c'è da essere ottimisti, la tecnologia c'è, i benefici ci sono, serve un po' di senso di urgenza per implementarlo in Italia, per implementarlo in massa. Grazie a tutti. Grazie a tutti i relatori di questo interessantissimo panel dedicato alle infrastrutture, grazie per il coraggio della vostra azione, per l'innovazione che state portando in un momento di grande cambiamento per il territorio e per il Paese. Grazie. Apriamo quindi la seconda fase di questa giornata insieme. E chiamo sul palco il rettore della Università IOAV di Venezia, il rettore Benno Albrecht, l'ingegner Giuseppe Ricci, direttore generale Energy Evolution ENI, il dottor Raffaele Bonardi, CEO di Edison Next Government, il dottor Francesco Kosulic, Head of European Funds Infinity Global, e l'ingegnere Alessandro Conciliani, Senior Vice President Floating Offshore Wind Fincantieri. Benvenuti. Affronteremo quindi insieme in questa seconda sessione il tema della riqualificazione urbana, industriale ed energetica. E non c'è, credo, alcun tema tra quelli trattati oggi, ma in generale alcun tema che abbia a che fare con la trasformazione, il cambiamento, la sostenibilità, lo sguardo al futuro, che non riguardi la cultura e la direzione che la cultura riesce a dare alle menti per poter brillare in un percorso di cambiamento. Certamente l'università in questo, e soprattutto il rettore della Università IOAV di Venezia, sta svolgendo anche all'interno della Fondazione un ruolo importante, dedicandosi al progetto Città Campus, che è tra gli altri uno dei progetti che si propone l'obiettivo di ripopolare la città storica e di mettere la cultura al centro di un processo di cambiamento dove pensare fuori dagli schemi è la parola d'ordine. Chiediamo quindi al rettore di rappresentare questa esperienza e le sue caratteristiche come volano e motrice per il cambiamento più prossimo. Grazie. Beh, una cosa, buongiorno, grazie. È una cosa abbastanza semplice, nel senso che Venezia ha bisogno di nuovi residenti, c'è questa chance, c'è questa possibilità e per fare questo c'è bisogno di lavoro, bisogna creare lavoro. E il lavoro
in una condizione così particolare come è quella nostra dal punto di vista geografico, storico, eccetera, eccetera, come hanno parlato prima in vari modi, cioè a noi sembra che l'unica possibilità che ci sia quella di riuscire a creare un terzo tipo di economia basata sulla conoscenza, diciamo, o sull'intuizione, cioè qualcosa ancora di più avanzato rispetto alla conoscenza. E questo forse è possibile perché abbiamo location, abbiamo infrastrutture fortissime, tipo ci basta una firma e possiamo avere la più grande biblioteca di arte e di architettura del mondo, non di San Stino di Livenza, la più grande del mondo, perciò possiamo essere molto attrattivi sotto vari punti di vista, e perciò dobbiamo riuscire a creare questo. Per far sì che grandi aziende che portino i loro centri di ricerca, che portino qui, diciamo, posti di lavoro molto redditizi, cioè delle cose molto buone, questo noi possiamo invogliarle a questo non solo perché abbiamo un ambiente straordinario, ma anche forse perché riusciamo ad avere una materia prima estremamente avanzata e sofisticata che sono i nostri laureati. Per questo noi dobbiamo riuscire a dare laureati che studino delle materie nuove, innovative, che lavorino in maniera molto avanzata, in modo da invogliare le grandi aziende a venire qui e a lavorare su temi nuovi. Per questo, questo non è fantascienza, abbiamo già incominciato rispetto a questo, abbiamo incominciato tentando di sviluppare questo programma attraverso dei nuovi poli. Il primo polo su cui abbiamo lavorato è il polo dell'acqua, e di riuscire a fare di Venezia, ci sembra una cosa abbastanza scontata, un centro a livello mondiale degli studi sull'acqua, su tutto il ciclo dell'acqua possibile, e per questo abbiamo già intrapreso questo percorso insieme ad alcuni compagni di strada, in cui per primo, insomma, sono i padroni di casa di questo splendido spazio che è la Marina Militare, e con loro, col CNR, con le altre università veneziane, stiamo tentando di lavorare per riuscire a avere far partire qui questo centro. Partono già 3 corsi rispetto a questo, 3 corsi che sono assolutamente innovativi rispetto a quello che succede in Italia. Prima di tutto stiamo creando un polo su un ambiente e non su un mestiere, su una professione, su qualcosa di questo genere. Questo non esiste da nessuna parte. Su un ambiente come quello, diciamo, anfibio, terracqueo, questi studi saranno sulla pianificazione del mare, che è il futuro di alcune materie, sui trasporti, e perciò sulle connessioni e sull'energia. Ovviamente il mare diciamo, il controllo dell'acqua è un progetto geopolitico, non è un progetto di bassa lega. Il riuscire per questo paese di sfruttare la propria zona economica esclusiva, che è una zona economica esclusiva molto grande, riuscire a riqualificare le proprie coste, le proprie produzioni in questo modo è sicuramente un grande progetto che è ovviamente portato avanti sicuramente in primo piano dalla Marina Militare come grande progetto strategico, però è un progetto economico del Paese. Perciò rispetto a questo si possono dare delle risposte. Venezia è sicuramente il punto dove questi studi di questo tipo, se venissero fatti anche qui, diciamo, non sarebbe neanche male, perché un ambiente di questo genere come dire, invoglierebbe solamente lo studio. C'è questa possibilità. Questa possibilità c'è anche sulle altre cose. La pianificazione del mare è sicuramente uno spazio su cui noi stiamo lavorando da molti anni, e l'Italia sta incominciando ad avere un piano proprio del mare, perché lì nel mare ci sarà appunto energia, ci saranno risorse minerali e probabilmente anche cibo del futuro.
ci sarà lì. E sulle connessioni ovviamente già si diceva Venezia, punto, hub, snodo, ma è soprattutto snodo, e forse diciamo, se riusciamo a essere bravi, può essere recapito di un grande sistema di connessione, che è un sistema di connessione che va dall'India al Medio Oriente al Mediterraneo. Questo sistema è quello che è stato deciso nel G20 di Delhi per riuscire ad avere un'alternativa rispetto alla via della seta. Questa la chiamiamo via delle spezie, diciamo così, o via dell'incenso, insomma, storicamente via dell'incenso, però che riesca ad avere dei recapiti che sono fuori dal Golfo Persico e perciò fuori, diciamo, oltre lo stretto di Hormuz, diciamo, che sono sicuramente negli Emirati Arabi o in Oman, che possa avere un altro recapito che, sul Mar Rosso, collegato al sistema che esiste di ferrovia centrale in Arabia Saudita. E perciò con questi paesi e con, diciamo, il fronte che poi diventerà quello probabilmente o in Israele o in Gaza, per esempio con il professor Costa, che ce l'ho qui davanti, stiamo incominciando a pensare proprio della possibilità che Venezia sia un recapito di questo grande sistema. Capite che qui, diciamo, la posizione della città deve riprendere sforzo e lignaggio e livello di altissimo livello. Dobbiamo essere dentro e all'interno di questi discorsi e all'interno di questi tavoli. Questo è il nostro obiettivo, niente di più. Abbiamo qui con noi l'ingegner Giuseppe Ricci, direttore generale di Energy Evolution, ENI. Il suo intervento sarà preceduto, mi dicono, da un video riassuntivo che la regia dovrebbe mandare in onda in questo momento. Quanta energia e quanta energia pulita in questo video, che ci permette di introdurre quanto diremo tra poco, che sarà un po' anche l'oggetto della mia domanda per lei, a proposito dei progetti sulla energia pulita, in particolare sull'idrogeno, che oggi riguardano la vostra collaborazione con la città di Venezia. Tutta l'energia è rimasta nella pubblicità, grazie. Beh, innanzitutto volevo ringraziare la Fondazione e il Presidente Brunetta. Come ENI noi siamo diventati fondatori proprio di questa fondazione, vogliamo partecipare perché crediamo proprio in questa esperienza che non è solo qualcosa di astratto, ma è un modo di lavorare insieme tra pubblico e privato, tra accademia e aziende, per presentare dei progetti concreti e per sviluppare anche delle tecnologie nuove. In particolare nel mio settore, quello dell'energia, è chiaro che il mondo sta cambiando e siamo in un momento in cui bisogna decidere quale sarà il modello energetico del futuro, più sostenibile,
ma in una definizione di sostenibilità che non può essere solo ambientale, ma deve essere anche economica, sociale, di sicurezza energetica. Quindi è veramente uno sforzo titanico che non può essere condotto singolarmente, ma ha bisogno, non è uno slogan, ma di agire in sistema. E per introdurre il discorso dell'idrogeno di cui è la domanda, io vorrei prima dimostrare come Venezia per noi è stato già un laboratorio di trasformazione tecnologica, perché nel 2014 Venezia ha visto la riconversione di una raffineria tradizionale obsoleta da chiudere, da demolire, nella prima bioraffineria al mondo per la produzione di biocarburanti avanzati, idrogenati. Ma non è stato un progetto statico, una conversione industriale che già di per sé rappresenta qualcosa di importante, perché una riconversione industriale significa riutilizzare delle infrastrutture esistenti, significa riutilizzare un tessuto imprenditoriale che è cresciuto e si è sviluppato nelle generazioni, e quindi significa agevolare anche una riconversione, perché hai le teste, hai la cultura, hai il know-how e hai le infrastrutture. Ma è stata anche un qualcosa di dinamico, perché la bioraffineria inizialmente, pensate, doveva lavorare olio di palma e doveva produrre un gasolio biogenico idrogenato. L'olio di palma è stato bandito già da qualche anno, si produrrà il biojet, il cosiddetto Sustainable Aviation Fuel, per decarbonizzare il traffico aereo. Si produce della bionafta che domani potrà avere accesso alla filiera della biochimica, e le cariche che vengono lavorate, che sono prevalentemente scarti e residui, sono qualcosa di innovativo che 10 anni fa, quando è partita la riconversione, non era assolutamente previsto fare. Quindi è un laboratorio di trasformazione che ha visto quindi prolungare la presenza di un qualcosa che viceversa doveva essere abbandonato. Ecco, lo spirito di questa trasformazione industriale, di questa innovazione continua che nello sviluppo tecnologico avviene giorno dopo giorno, proprio mettendo insieme professionalità, previsioni di mercato, esperienze internazionali, eccetera, eccetera, è la chiave del successo di questa cosa. Venendo all'idrogeno, noi cerchiamo di ripetere la stessa esperienza. Abbiamo iniziato 3 anni fa aprendo la prima stazione di servizio idrogeno, l'ha detto il sindaco prima. Tutti parlano di idrogeno, in realtà l'idrogeno lo conoscono in pochi. L'ENI produce e consuma più del 50% di idrogeno in Italia, che esiste in Italia, e quindi conosciamo benissimo questa molecola affascinante, ma anche un pochino difficile da trattare, abbastanza pericolosa. Quindi è un approccio per gradi che ci permette di conoscere bene la tecnologia, di svilupparla, di concertare anche con le istituzioni, a partire dai vigili del fuoco, insomma dai progettisti, da tutti quelli che devono poi creare degli standard per la gestione di questo nuovo vettore energetico. Sono un percorso che va fatto. La stazione di servizio ormai è rodata e adesso stiamo realizzando la nuova stazione di servizio per gli oltre 90 bus a idrogeno che sono stati acquistati dall'area metropolitana di Venezia. E questa, manco a farlo posto, diventerà la più grande stazione di servizio esistente al mondo per alimentare mezzi a idrogeno, perché non esiste una flotta di un centinaio di bus a idrogeno da altre parti. Quindi ci confronteremo non solo con la tecnologia, ma anche con le dimensioni. E quindi questa è un'altra sfida che si affronterà proprio insieme, cercando di sfruttare anche queste competenze che a Venezia abbiamo. E stiamo realizzando anche l'impianto di produzione idrogeno nuovo per la bioraffineria, per poterla potenziare ulteriormente, per permettere anche la produzione del Sustainable Aviation Fuel, che speriamo presto di poter anche alimentare all'aeroporto di Venezia per primo e poi portarlo in tutto il nord Italia. Questa è innovazione, questo è parte del futuro, un futuro che vede la decarbonizzazione e la transizione energetica come un insieme di soluzioni. Secondo il concetto di neutralità tecnologica, noi non ci innamoriamo di una soluzione, ma vogliamo perseguirle tutte, cercando di raggiungere anche la massima efficacia ed efficienza in queste soluzioni, perché la transizione energetica è un costo. Il cittadino deve poter avere la consapevolezza che, ancorché un costo,
possa disporre delle soluzioni meno costose possibili, le più efficienti possibili, secondo le proprie necessità. In alcuni casi l'idrogeno, in altri casi biocarburanti, l'energia rinnovabile, le macchine elettriche, fino ad arrivare alla cattura della CO2 e allo stoccaggio della CO2 nei depositi come quello di Ravenna, che non è molto lontano da qua, fino ad arrivare all'energia nucleare. Adesso noi come Eni siamo impegnati più sulla fusione che sulla fissione, però è comunque una scelta di tecnologia del futuro. Il concetto base è proprio questo della ricerca dell'efficacia e dell'efficienza delle tecnologie che adottiamo, e per far questo noi dobbiamo ancora una volta essere insieme a farlo, poterci confrontare e poter crescere tra aziende, pubblico-privato, accademia e imprenditoria. Questo è anche un po' lo spirito della fondazione su cui che si sta muovendo in questo senso e a cui noi stiamo partecipando molto attivamente. Grazie, scusate. È certamente questo un elemento essenziale del filo che unisce le presenze qui oggi, le istituzioni, l'imprenditoria e ovviamente l'università e la ricerca. Qui in questo panel ognuno di voi è chiaramente impegnato in progettualità di grande interesse e di grande respiro, non soltanto nell'attualità del percorso di Venezia, ma anche per il futuro di Venezia. Ed Edison in modo particolare da diversi anni al fianco della città, contribuendo fattivamente con interessanti progettualità che chiederemo al dottor Raffaele Bonardi in rappresentanza appunto del gruppo Edison di raccontarci. Grazie. Ecco, Edison si propone di favorire lo sviluppo economico, sociale e sostenibile di tutto. Qui volevo ringraziare Renato Brunetta perché ha fatto un discorso molto bello, coinvolgente, però scusami Renato, ti sei dimenticato una cosa. Tu hai creato un incubatore di idee, un incubatore al quale appartengono aziende, professionisti, istituzioni che potranno sicuramente dare un contributo importante a tutto ciò. Faccio riferimento a quello che abbiamo fatto ieri sera, abbiamo fatto una cena tra relatori, no? Da questa cena sono nate tante idee. Quindi la visione che hai avuto nel creare questa Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità è stata una visione veramente importante. Qui chiudo ringraziando. Edison è presente a Venezia dagli anni 40-50, dove realizzò al tempo la prima centrale termoelettrica italiana. Noi siamo sempre stati vicini al territorio e abbiamo contribuito alla sicurezza energetica della città e della regione. Abbiamo inaugurato l'anno scorso una nuova centrale che può funzionare da 800 megawatt, che può funzionare col 50% di idrogeno, progettata già 10 anni prima, perché voi sapete il permitting in Italia non agevola, anzi molte volte le autorizzazioni scoraggiano l'intervento imprenditoriale, però noi sul territorio abbiamo operato in modo profondo. Ascoltiamo il territorio. Come facciamo questo ascolto? Essendo presenti in ambito confindustriale, nelle associazioni di categoria, nelle iniziative come l'Hydrogen Park per le quali siamo presenti e per questo motivo abbiamo vinto anche 2 bandi per realizzare 2 distributori, uno a San Bonifacio e uno a Meolo. E in più abbiamo l'idea di decarbonizzare la centrale che abbiamo appena costruito attraverso progetti di cattura della CO2, attraverso l'utilizzo dello stesso idrogeno e quindi viviamo il territorio e cresciamo con loro creando valore. L'innovazione. Poi abbiamo Edison Next. Edison Next nasce per aiutare i territori e le aziende alla transizione ecologica, alla decarbonizzazione, alla transizione ecologica e digitale della società, come dicevano prima il collega relatore di Olivetti,
che ha fatto un quadro molto chiaro dell'evoluzione del digitale, non solo nei trasporti, ma a livello di smart city, di smart mobility. E quindi tutto questo dovrà essere accompagnato da forniture energetiche sempre più sostenibili. Come Edison Next, ricordavo, stiamo operando nella città di Venezia, abbiamo fatto il revamping di tutti gli edifici con efficientamenti energetici del 68%, sugli impianti di superficie della collettività locale, intendo questi impianti semaforici, videosorveglianza, sensoristica, impianti pubblica illuminazione, che l'abbiamo raggiunto efficientamenti energetici del 70%, digitalizzando tutte le infrastrutture, perché nella centrale di governo al quale faceva riferimento prima appunto Olivetti con TIM, devono arrivarci tutti i dati, e i dati arrivano dalle infrastrutture, dalle presenze che ci sono nei territori. Quindi abbiamo vinto anche un bando, quindi sono opere già realizzate, in corso di realizzazione, per la trasformazione energetica e tecnologica di tutti gli edifici di proprietà della città metropolitana di Venezia, quindi elettrificando la produzione di energia termica e quindi arrivando a ricercare quell'efficienza e quell'efficacia d'azione per avere veramente una gestione più sostenibile delle infrastrutture che oggi abbiamo a disposizione. Infine vorrei essere molto, molto breve, perché l'orario si è fatto importante. C'è un altro fattore determinante. La creazione del valore avviene attraverso la formazione delle risorse umane. Noi dobbiamo garantire a tutti gli studenti che approcciano l'università, soprattutto rappresentata dal rettore qui presente, e alle altre università, la capacità d'accoglienza. Stamattina il rettore mi snocciolava dati che sono piuttosto allarmanti. Mi raccontava che l'università ha delle presenze di 150.000 persone, con un'offerta di 1.200-1.300 posti, 25.000 su... Quindi hanno il 5%, quando la media italiana è il 10%, la media europea è del 20%. Quindi direi che Edison si propone, per aiutare, viste le nuove iniziative, l'università in quest'ambito, a creare un hub importante, perché la crescita delle nostre aziende, parlo di Edison, di Eni, di tutte le aziende che creano valore, è il capitale umano, e il capitale umano lo si crea solo con la formazione e dando la possibilità agli studenti di avere costi accessibili ai servizi di formazione, perché purtroppo gli alloggi anche a Milano vedo che i prezzi, ormai i costi sono diventati veramente importanti, quindi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a crescere bene e diciamo dargli questa possibilità, che è una possibilità unica. Tra l'altro di studiare in una città meravigliosa che ha un potenziale incredibile. Quindi direi che cominciamo da qui. Grazie a tutti. Grazie. Sicuramente una città sostenibile è una città che viene alimentata, se non del tutto, quantomeno prevalentemente, grazie all'energia pulita. E chiedo quindi al dottor Francesco Koselic di raccontarci qual è l'esperienza e il contributo che Infinity Global sta dando in questa direzione. Grazie. Faccio una breve premessa, perché non essendo ancora Eni o Edison, magari vi racconto un attimo chi è Infinity e poi vi racconto che cosa vuol fare Infinity per il Veneto e per Venezia. Siamo una società che è molto impegnata nella transizione energetica, nello sviluppo dell'energia rinnovabile
e anche nello studio dell'acqua, per cui ci saranno sicuramente anche ulteriori ambiti di possibile collaborazione sui temi veneziani. Abbiamo circa 24 gigawatt di progetti operativi e in fase di sviluppo nel mondo, quindi siamo uno degli operatori più importanti su scala globale. L'Italia è un mercato molto importante per noi, rappresenta oltre il 20% dei nostri investimenti e nel prossimo biennio, 2-3 anni, il nostro programma di investimento è di circa 3 miliardi. Rappresentiamo più o meno l'8% di tutta la futura energia rinnovabile che verrà messa a terra. Oggi abbiamo 800 megawatt già tra funzioni operativi e in costruzione, entro la fine dell'anno arriveremo a 1 gigawatt. In questo scenario di 3 miliardi di investimenti abbiamo voluto dare un occhio particolare al Veneto e a Venezia. Abbiamo allocato oltre il 15% di questo piano di investimenti, quindi 400-500 milioni, nello sviluppo di nuova energia pulita, quindi sostanzialmente fotovoltaico e sistemi di stoccaggio con batterie. Abbiamo già in fase di avanzata progettazione, sempre con il caveat del permitting appena citato dal collega di Edison, che non è sempre molto chiaro, nelle province di Padova e di Rovigo, che verranno comunque asserviti a questo progetto più vasto su cui stiamo lavorando. E poi abbiamo un progetto molto ambizioso che abbiamo voluto chiamare Progetto Venezia, per portare nella zona, nel perimetro, diciamo, dell'area industriale veneziana e di Porto Marghera impianti per un totale di circa 200-250 megawatt tra produzione di energia e di stoccaggio. Cosa servirà questa energia? Bello di parlare tra gli ultimi è che è stato detto già quasi tutto, per cui faccio presto. Non serve che ripetiamo le cose che sono state già dette. Quindi questa energia avrà 3 destinazioni fondamentalmente. La prima destinazione è un progetto molto ambizioso su cui io mi sono confrontato molte volte col presidente Renato Brunetta e che insomma condividiamo un po' come sogno. Una parte di questa energia produce l'equivalente per poter elettrificare tutta la città storica di Venezia. Quindi Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, potrà diventare la prima città al mondo completamente elettrificata con energia green prodotta on-site, quindi non importata da altre regioni, ma prodotta e consumata sul posto. E credo che questo sia un progetto molto ambizioso, ma anche molto bello, un po' un sogno ancora che stiamo facendo, ma speriamo che questo sogno diventi veramente realtà molto velocemente. Il secondo filone è quello che è stato già citato più volte dal sindaco, dai colleghi di Edison e di Eni, che è quello dell'idrogeno. Ovviamente l'Hydrogen Valley è uno dei progetti importanti, oltre che importanti, del futuro dell'economia veneziana, e non c'è idrogeno verde senza energia verde, quindi bisogna produrre dell'energia verde per sostenere la filiera, l'upstream, come si dice, della produzione dell'idrogeno. Ieri sera, no, chiacchierando, mi dicevi che per fare 10 megawatt di idrogeno servono 20 megawatt di energia rinnovabile, quindi è altamente energivora questa attività, serve tanta energia rinnovabile, bisogna produrla, perché se no non c'è idrogeno verde. Terzo settore non meno importante, prima avete visto nella presentazione del Presidente Di Blasio, una delle slide che sono passate era una nave ormeggiata in porto con una presa elettrica che la collegava a terra. No? Si chiama cold ironing e il cold ironing sarà fondamentale per Venezia come per le altre città, perché ogni nave che arriva in città inquina. Le navi da crociera, le grandi navi, dicono che inquinano l'equivalente di 5.000 camion al giorno. Le navi da trasporto inquinano di meno, ma se pensiamo alle portacontainer, 1/3 almeno dei container trasportati sono refrigerati, vuol dire che stanno attaccati alla corrente 24 ore su 24. Quindi sono anche queste altamente energivore. Di nuovo non c'è cold ironing senza energia verde, quindi dobbiamo produrre questa energia per poter fornire non l'infrastruttura a cui penserà il porto, ma fornire la corrente, fornire l'energia per poter soddisfare questa necessità che è imminente, perché il cold ironing è un progetto che deve entrare in operatività
a brevissimo termine, parliamo di qualche anno o anche meno. Quindi questo, insomma, proprio come diceva appunto il mio collega di Edison, vista l'ora, cerchiamo di stringere, no? nei discorsi, in sostanza è il progetto che ci vede coinvolti per il Veneto e per Venezia, su cui puntiamo e crediamo molto. Però all'interno della Fondazione abbiamo sposato anche il concetto di Venezia città campus, perché mi piace da veneziano, anche se sono veneziano di ritorno dopo essere stato via molti anni da Venezia, pensare al futuro della città, ai giovani e alle opportunità di lavoro che si possono creare, per cui sia con lo UAV che con Ca' Foscari abbiamo intrapreso dei percorsi per sostenere dei corsi di laurea, per creare un percorso di ingresso nelle nostre aziende e creare le basi per una futura collaborazione che non sia solo accademica, ma che sia proprio una creazione di valore nel lungo termine per la città. Concludo dicendo che nei programmi che ha Infinity uno dei progetti importanti sarà di spostare il centro studi e ricerche non per Venezia o per il Veneto, per tutto il mondo, a Venezia. Quindi dalla collaborazione con l'università potrà nascere anche un polo in questo senso. Grazie. Grazie. Quanto diceva a proposito della nave alimentata con energia pulita mi porta alla prossima domanda per l'ingegnere Concialini di Fincantieri. Sappiamo che Fincantieri è impegnata nella realizzazione di una nave che sarà alimentata completamente con energia pulita e sappiamo anche che Fincantieri è impegnata nella creazione di una filiera sostenibile, oltre che nella trasformazione verso la sostenibilità dei propri processi industriali. Ci piacerebbe condividere questa vostra esperienza. Grazie. Grazie mille. Sì, diciamo che Fincantieri può dire che al 2035 saremo in grado di progettare la prima nave a emissioni zero. È un processo che è partito già da tanto tempo. Abbiamo cominciato a lavorare forse in maniera un po' controintuitiva, non proprio dal fumaiolo, dall'apparato motore. Abbiamo cominciato a guardare l'idrodinamica, abbiamo ovviamente lavorato su tutte le piccole parti e le piccole innovazioni per migliorare e per ridurre gli attriti. Quindi già questo ci ha portato ad abbattere rispetto all'anno di riferimento le emissioni del 32%, quindi già una quota importante senza toccare l'apparato motore. Poi abbiamo cominciato a lavorare sull'apparato motore con i diversi combustibili. Siamo arrivati alla nave dual fuel, quella che può utilizzare per il combustibile più disponibile effettivamente su scala mondiale oggi, che riduce le emissioni, che in questo momento è l'LNG. Siamo arrivati al 55% di abbattimento, che non è ancora lo zero. Poi ci siamo anche resi conto che non siamo più sufficienti da soli, cioè noi possiamo anche inventare degli apparati che riducono le emissioni all'interno della nave, ma la nave non deve essere l'elemento iniziale della filiera, ma l'elemento finale. Cioè per raggiungere veramente gli obiettivi di decarbonizzazione e arrivare al net zero non è più sufficiente la singola innovazione, è necessario l'ecosistema, è necessaria la filiera, è necessario che i combustibili siano sviluppati su scala industriale, siano disponibili. E questo fra l'altro con la grande difficoltà che in questa fase non ce n'è uno che prevale sugli altri, quindi la necessità di uno sforzo veramente corale per riuscire ad avere non soltanto l'innovazione, ma la modalità per scaricare a terra questa innovazione. E questo l'abbiamo visto anche su altre filiere, l'abbiamo visto sulla filiera dell'underwater, un nuovo cosmo, un nuovo ambiente geopolitico nel quale Fincantieri sta costruendo e guidando una filiera nella quale stiamo operando con delle acquisizioni, quindi da soli, ma anche con degli accordi fondamentali di partnership con le piccole e medie imprese, le piccole realtà, chi produce, chi inventa, chi alimenta, chi integra, per andare a poter cogliere un potenziale, per esempio nell'underwater, che è valutato 400 miliardi di potenziale nei prossimi anni. Sono cifre importanti, perché non dimentichiamoci che siamo aziende, non dimentichiamoci che la decarbonizzazione, che è un'esigenza,
finché rimane soltanto un'esigenza e una forzatura non riuscirà mai ad autosostenersi ed autoalimentarsi. Dobbiamo riuscire a farla diventare economically viable, come dicono gli inglesi. Deve essere qualcosa che deve autosostenersi. Un'altra filiera su cui abbiamo visto, un altro settore su cui abbiamo visto l'importanza della filiera è l'energia eolica offshore, che nello specifico è quella di cui mi occupo io. Un potenziale di parecchie centinaia di miliardi di investimenti nei prossimi 10 anni per far nascere una nuova filiera, nascere una nuova industria che oggi non è ancora un'industria, ma sono ancora dei tentativi, e la possibilità, agendo in filiera e non agendo con i singoli che sviluppano magari l'idea geniale ma non riescono poi a tramutarla in business e scaricarla a terra, se noi riusciamo a costruire una filiera sul business dell'eolico offshore, è una filiera che può essere costruita fin dall'inizio. E perché è importante costruirla fin dall'inizio? Perché all'inizio si fa esperienza, i costi calano, si ottimizza e riusciamo a integrare quelle infrastrutture che consentono poi alle innovazioni di diventare prodotto, di diventare business. Quindi fondamentale l'innovazione, come dice il titolo, anche collegata all'infrastruttura. E l'infrastruttura non è soltanto l'infrastruttura hard, l'infrastruttura materiale dei sistemi di trasporto e dei sistemi di produzione, è anche quell'infrastruttura immateriale delle competenze che, se hanno l'infrastruttura fisica, possono sopra quell'infrastruttura fisica costruire il loro percorso formativo, il loro percorso di competenza. Quindi fondamentale l'infrastruttura che sostenga l'innovazione, l'infrastruttura fisica e immateriale che deve essere aiutata, che deve essere alimentata, perché se noi riusciamo a costruire l'infrastruttura abbiamo sicuramente il vantaggio di guidare la transizione, non di subirla. Possiamo gestire come sviluppare l'infrastruttura e soprattutto possiamo riscuotere quel dividendo sociale, occupazionale, che se non abbiamo l'infrastruttura facciamo molta più fatica a trattenere e rischiamo di diventare sempre di più un fantastico mercato, ma non incassare il dividendo occupazionale. Quindi Fincantieri con le proprie competenze, con i propri ingegneri, con le proprie tute blu, è chiaramente dedicata ad avviare il percorso di decarbonizzazione e completare il percorso di decarbonizzazione mettendo le proprie competenze su queste filiere in modo che, se aiutate, possano portare le ricadute occupazionali che servono. Ed è per questo che ringrazio l'organizzazione di un panel come questo, perché è proprio soltanto dal mettere insieme le competenze che poi si riescano a scaricare a terra e generare business. Grazie agli autorevoli relatori per questi interessanti contenuti. Un applauso conclusivo per il vostro apporto. Chiamerei ora qui sul palco l'ingegner professor Paolo Costa, già Ministro dei Lavori Pubblici e membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, per il suo intervento e le sue considerazioni conclusive. Grazie. Abbiate pazienza ancora qualche minuto perché la giornata è stata lunga, intensa e dal mio punto di vista devo dire eccezionalmente produttiva. Non so se ve ne rendiate conto, di sicuro se ne rendono conto quelli della mia età o quelli che hanno seguito i problemi veneziani negli ultimi 10, 20, 30, 40 anni. Oggi noi stiamo assistendo a un rito di passaggio. E non un rito di passaggio che il Presidente Brunetta aveva già etichettato questa mattina, il dopo Mose, ma è qualcosa di più. Non è che perché prima c'era il Mose e oggi abbiamo il Mose che ci salvaguarda, oppure è in quella situazione. È un rito di passaggio perché
da quando esiste, tra virgolette, un problema o una opportunità Venezia, fondamentalmente, come ricordava il sindaco, dalla prima grande mareggiata del 66, ci si è ovviamente, logicamente immaginati di dover provvedere alla salvaguardia e alla rivitalizzazione o alla vitalità socio-economica di questo eco-socio-sistema urbano lagunare che insomma a quei tempi veniva definito in maniera un po' così com'è. Poi è successo che, siccome sulla salvaguardia siamo andati con molta cautela, lo dico eufemisticamente, con qualche difficoltà, con qualche non in maniera così smooth, così fluida, ci avevamo messo quasi 50 anni a liberarci del principale problema di salvaguardia, che era quello della difesa fisica dalle acque, dal mare di Venezia, ottenendo il risultato alla fine con la funzionalità delle barriere mobili, ma sono passati 50 anni. E nel frattempo, quell'altro tema, quello della vitalità socio-economica, rimaneva, sì, ma domani ce ne occuperemo, adesso dobbiamo preoccuparci di questo, perché altrimenti come facciamo? Poi magari c'erano anche altri corollari, quelli che abbiamo visto che la salvaguardia non è solo Mose, le cose che riguardano il disinquinamento dell'aria, dell'acqua e così via, sono andati avanti, ma ancora non sono completati, cioè ci sono altre cose, ma di sicuro c'era il fatto che quel resto, quello che riguardava la vitalità socio-economica, rimaneva lì, rimaneva da affrontare. Bene, oggi il rito di passaggio è che oggi passiamo da un momento in cui non riusciamo a pensare non solo alla salvaguardia, ma finalmente a salvaguardia e rivitalizzazione. Siamo tornati alla casella iniziale del gioco dell'oca. Sarebbe stato bene affrontare questo tema fin dal 1973 con la prima legge speciale, che lo declinava in maniera perfetta. L'articolo 1 della legge speciale dice: la Repubblica invita lo Stato, la Regione e gli enti locali a preoccuparsi della salvaguardia di Venezia e della sua laguna e della rivitalizzazione socio-economica nell'ambito, si diceva, dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione del Veneto. Attenzione, questo è un altro punto fondamentale, che quella rivitalizzazione era immaginata non con Venezia corpo estraneo, con Venezia un luogo giustamente visto dal resto del mondo come qualcosa di particolare, di peculiare, in cui onestamente al resto del mondo, al mio amico che abita a Cincinnati interessa, o in qualche altro posto negli Stati Uniti, interessa poco quali siano le relazioni tra la Venezia storica e il suo contesto regionale, ma evidentemente invece questo è diventato tale. Cosa è successo? Che finalmente possiamo, lasciatemi adoperare una dizione che ormai tutti coloro che le Nazioni Unite si occupano di problemi urbani adoperano normalmente, che è questa citazione di un'affermazione del Coriolano di Shakespeare, che dice: che cos'è una città se non i suoi abitanti? What's a city if not its people? Noi avevamo perso questo concetto. Quando parlavamo di Venezia in giro per il mondo, o quando ci affrontavamo Venezia, il problema era la Venezia storica, appunto la città da difendere, le sue architetture da difendere, le sue opere d'arte da difendere. Poi sì, c'era anche la gente, ma immaginavamo che si lanciasse per i fatti suoi, invece non è successo così. Oggi siamo di fronte, finalmente, siamo in grado di ridisegnare la strategia e soprattutto di implementarla. Devo dire che io sono rimasto impressionato, favorevolmente impressionato, dai tanti progetti che sono stati discussi in questa giornata. Sicuramente nemmeno nessuno di noi e nessuno di loro, nessuno di voi sapeva esattamente di tutti quelli che succedevano nelle altre parti. E non c'è dubbio che la vitalità che c'è sotto, che c'è dietro, cioè che se guardiamo bene in avanti, possiamo guardare con una certa fiducia, con un certo ottimismo sul fatto che riusciremo anche a raggiungere la rivitalizzazione socio-economica cosiddetta di Venezia, così come abbiamo sostenuto sulla salvaguardia. Lo faremo, diciamo, a 2 o 3 condizioni. Attenzione, voi avete mostrato che cosa di nuovo si può fare. Credo che la Fondazione, questo credo che il Presidente Brunetta sia d'accordo, debba aiutare, come dire,
a far sì che ognuno, come è successo oggi, abbia coscienza o autocoscienza di quello che succede e contribuisca a ridefinire una strategia, a far sì che tutte queste iniziative ritrovino il loro posto in una trama, in un ordito che riguarda una strategia di crescita, di futuro di questa cosa. Abbiamo una fortuna che questa cosa che questa fase della storia, i 50 anni che abbiamo perso, diciamo, per occuparsi integralmente del problema, si incrociano con una fase in cui le due transizioni, digitali ed ambientale, stanno dominando o stanno influenzando in maniera molto pesante la cosa che stiamo facendo. Questo fa sì che quel concetto di sostenibilità, che probabilmente 50 anni fa non siamo riusciti a declinare in maniera precisa come oggi diventa più evidente. Ma quella sostenibilità che, come è stato ricordato, che come la Fondazione cerca di riaffermare ogni volta, non può non essere integrata. Non esiste una sostenibilità ambientale, una sostenibilità economica, una sostenibilità sociale, perfino nemmeno una sostenibilità culturale. Nessuna di queste cose sta da sola, devono stare insieme. E questo è il problema, la sfida che ancora una volta Venezia rappresenta, o che rappresenta meglio di altri, perché rende evidente che non si possono mettere insieme queste cose senza fare in modo che queste siano combinate. Quindi il primo punto è che la sostenibilità, che tutto ciò che voi state facendo e che tutti coloro che guardano o che trovano conveniente, utile, piacevole, a seconda dei punti di vista, far interagire con il microcosmo Venezia le loro iniziative, sappiano che stanno collaborando a una ridefinizione di un progetto di sostenibilità, di progetto di crescita nella sostenibilità, che è una cosa complicatissima, complicata nel senso complicata, che va ridefinita. Come va ridefinita? Quali sono i punti di questa ridefinizione? In questo momento, ovviamente non è questa la sede per discuterli approfonditamente, ma a me sembra che almeno bisogna mettere a punto 3, che sono di quale sistema stiamo parlando e di quali sono il paio, diciamo, di nodi cruciali che vanno risolti, di cui va identificata una soluzione, perché sono nodi che possono consentire ipotesi alternative. Allora, di cosa stiamo parlando? È evidente che se parliamo che cos'è una città se non la sua gente, e la città non è più solo l'esito storico dell'attività di ieri, non è più la città di ieri, è una città un po' più complicata, quella funzionale, come si dice. Tra l'altro abituatevi a sentir ripetere questo concetto, perché da qualche tempo a livello europeo tutte le politiche urbane definite a livello europeo ormai fanno riferimento a questo concetto, di città funzionale. Che cosa è la città funzionale? È quell'insieme, quell'aggregato, quello spazio in cui si proiettano le attività che la gente fa sia di giorno che di notte, cioè dove dorme, dove lavora, o dove studia, e quindi non è più solo una cosa. Tanto per capirci, se in qualsiasi area, diciamo nell'area veneziana, quest'area è un'area molto più complicata, che va addirittura al di là del Comune di Venezia. Quindi non c'è niente da fare. Se noi vogliamo domandarci che cosa succederà del sistema urbano veneziano che contiene il gioiello centro storico, dobbiamo occuparci di questa cosa che è un po' più complicata. Non possiamo permetterci di guardarle come una cosa separata l'una dall'altra. Non elaboro il concetto perché questo implica che bisogna capire come queste interagiscono, come nel caso veneziano ci esistano delle situazioni particolari, tipicamente l'esistenza della laguna che rende complicata l'interazione tra le parti, però insomma questo è il primo concetto. Il secondo è che abbiamo due nodi di fronte, cioè nel senso che abbiamo possibilità di perseguire alternative rispetto a due fattori. Il primo è quello relativo al ruolo che il centro storico ha in questo sistema. Il centro storico intendo dire la Venezia storica, quella in cui stiamo in questa maniera, che in questi 50 anni è andato assumendo delle caratteristiche molto precise di diventare il fulcro, come dire, il centro dell'attrazione turistica di un'area enormemente molto più ampia di se stesso.
come dire, quelli della mia generazione, tutta la gente che scriveva nei suoi programmi su Venezia, come dire, due cose: fermare l'esodo e contenere la monocultura turistica. Mi pare che abbiamo perso su entrambi, apparentemente perso su entrambi, perché sono state delle cose, però non c'è dubbio che siamo di fronte a una domanda se come possiamo far sì che questa enorme risorsa di cui non possiamo certamente fare a meno, che è questa grande fortuna che abbiamo di avere questo tesoro che fa da attrattore per un'area turistica enormemente più ampia di Venezia e così via, si combini con altre attività, con altre funzioni che Venezia può fare a favore di quella regione, di quel contesto, rispetto al quale, con la quale dovrebbe integrare il suo programma di sviluppo. Questo è un primo punto. I bang bang, i due estremi sono tutto turismo, l'altro estremo è niente turismo. Evidentemente sono due estremi che non hanno nessun significato, ma trovare il punto intermedio non è cosa facile. Questo è un tema, come dire, in cui ognuno di voi con le sue cose contribuisce in qualche modo, ma occorre che tutti assieme riflettiamo per capire quale sia l'equilibrio da ritrovare. Il secondo, ed è lo stesso, riguarda il rapporto Venezia-Laguna. Storicamente il rapporto Venezia-Laguna è un rapporto di servizio della laguna a Venezia, nella sua storia. La laguna è stata, come sappiamo, mantenuta, perché altrimenti saremmo come a Ravenna o come ad Aquileia, cioè non esisterebbe più nulla, ma è stata mantenuta perché serviva che ci fosse la laguna, che nei tempi storici erano le mura della città, ed erano mura così, come dire, efficienti, perché bastava tenere un po' d'acqua a un certo livello per evitare che ci potessero attraversare con i cavalli, o che doveva essere abbastanza profonda perché si potesse attraversare con i cavalli e non troppo profonda perché ci arrivassero con le navi. E quindi bastava la regolazione del livello di marea in laguna, aveva significati tutti diversi da quelli che noi ci sogniamo in questo momento. Questa funzionalità è andata perdendosi e negli ultimi tempi, giustamente, in una prospettiva di salvaguardia di Venezia della sua laguna, la si è più immaginata come qualcosa che va contenuto in sé, tra l'altro con una lettura onestamente e culturalmente sbagliata della sua naturalità, ma nella sua importanza non è di questo che mi sto dicendo. Oggi bisogna ridomandarsi quale sia la funzione o quali funzioni economiche si possono attribuire alla laguna. Attenzione, non sto parlando della pesca, sto parlando tipicamente di quell'interazione con le funzioni portuali marittime, che anche qui sono la radice storica di quello che era Venezia. Questi due temi peraltro che sono nella disponibilità, il primo del comune, della regione, dello Stato, il secondo adesso avrà anche un suo soggetto dedicato, l'autorità per la laguna, che spero che io mi auguro si assuma questo tema nella sua, anche qui, sostenibilità integrata e non soltanto nella sua definizione più banale, ci possono essere. Però questi due sono due temi che decidono, come dire, che fanno identificare dei sentieri completamente diversi di sviluppo, dentro i quali naturalmente ci stanno tutte le attività che di fatto voi ci avete raccontato oggi, no? di transizione sia tecnologica, la digitalizzazione che è apparentemente una trasformazione meno competitiva che si immagina già accettata, contro quella invece ambientale che ha dei costi, che ha una gestione un po' più complicata. Ma tutte quelle trasformazioni energetiche che sono state presentate, questa possibilità che Venezia diventi un campo di applicazione specializzato o privilegiato, o che comunque che possa aiutare il mondo intero a far vedere che, come si diceva sempre e comunque, se si riesce a Venezia si può fare da qualsiasi parte, venga fatto. Allora abbiamo le due transizioni su cui ci dobbiamo muovere, abbiamo due nodi da risolvere, abbiamo delle energie sicuramente incredibilmente presenti, come quelle che sono state presentate qui oggi. Credo che si possa guardare al futuro con una certa ottimismo, sapendo peraltro che occorre impegnarsi senza pregiudizi, sapendo che questo è il momento, ripeto, di prendere atto del rito di passaggio. Siamo passati in un'altra situazione, completamente diversa da quella di ieri, da quei 50 anni che sono stati utilmente ovviamente impegnati per occuparsi solo di salvaguardia, ma che oggi consentono di affrontare un tema enormemente più sfidante, contemporaneamente più, come dire, che attira molto di più, che è quello di rendere finalmente
compatibile la salvaguardia del bene inestimabile Venezia con la sua rivitalizzazione socio-economica come esempio per il mondo intero, donde il fatto che molto orgogliosamente accettiamo di definirci capitale mondiale della sostenibilità. Grazie. Su questo momento di passaggio, 50 anni ben spesi, forse troppi, adesso si apre la nuova fase con tutte le condizioni ottimali per avere un altro millennio di questa nostra grande, straordinaria città, non solo per noi, non solo per il Veneto, non solo per l'Italia, ma per il mondo. Grazie ancora, grazie a tutti. Vai Tania. Grazie professore, io ringrazio da parte della Fondazione ancora una volta tutti i relatori e gli ospiti presenti e vi invito all'attesa 66 per l'inaugurazione della mostra Waterproof Venice, dove avremo un momento di brindisi, un light lunch per festeggiare assieme. Grazie ancora e a presto.